Emozioni a catena. Buongiorno, che precisione tedesca, sei già pronto? Scusa il ritardo, ma c'era uno davanti a me e per fare benzina non sapeva dove fosse il serbatoio. Si vede che stando a Lido fa benzina una volta l'anno. Mettono a ridere. Leon si sentì così di nuovo investito e avvolto dalla sua energia positiva sin dal primo mattino e si chiese se davvero fosse sempre di buon umore e come potesse essere quando non lo era, ma poi la sua mente andò subito al programma del giorno. Il tempo di un caffè veloce col direttore dell'aeroporto che è già preso tra una telefonata e l'altra. È un posto che merita di essere visto. Ha un legame storico forte con questo aeroporto, aggiunge il direttore scusandosi di dover accomiatare. Vi faccio sedere dietro così, appena scendete io proseguo senza spegnere il motore, ok? Alessia e Leon scoprono a vicenda di non aver mai volato su un elicottero. Via interfono, i due piloti dialogano intensamente su questioni squisitamente tecniche. Adesso mi fermo perché è un ospite graditissimo, aspettate che metto il segno sennò poi lo perdo, che è il sindaco di Chioggia, Mauro Armellai. È una vita che lo rincaoro, Mauro Armellai, finalmente ciao, Mirella. Sono riuscita ad averlo ospite questa mattina, ma voi capite il problema che hanno i sindaci, sono anche bravi a venire dalla Mirella, però devo dire la verità che vengono perché sanno che finalmente possono parlare, dire quello che pensano e soprattutto anche noi conoscere la situazione di questi sindaci che sono in prima linea per tutto. Loro hanno tutte le responsabilità. I senatori, gli onorevoli sono là seduti sui loro scrani tranquilli e beati e hanno delegato i sindaci a risolvere tutti i problemi della vita. Perfetto, meglio di così. Allora, sindaco Armellai, cosa mi dice? Allora, tanto ciao Mirella, dopo tanto tempo ci rivediamo adesso sotto un'altra veste. Sotto un'altra veste, prima come sindacalista della polizia e adesso come sindaco. È una bella esperienza, quanto anche seppur difficoltosa, insomma difficile, è comunque una bella esperienza che mi sta dando tante soddisfazioni e ti rendi conto che se hai la volontà di fare le cose vengono fatte. Allora ecco, aspetta, questa è la cosa principale. Abbiamo un altro sindaco, così lo mettiamo già in visto. buona compagnia, che è l'avvocato Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. Buongiorno sindaco, piacere rivedere anche lei, buongiorno. Ha sentito cosa ha detto il sindaco Armellai, quello che ho detto io, condivide? Certo, assolutamente. Allora, ripartiamo con il sindaco Armellai. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco? In tutto questo ambaradan di problemi, di perplessità, di angosce a volte, cos'è la cosa che la preoccupa di più? Più che mi preoccupa, che mi rende un po' più triste, è non riuscire a dare le risposte a tutti i cittadini, come vorrei, insomma, ecco, però purtroppo, come ben detto te, tutto non dipende dai sindaci. I sindaci sono i parafulmini dei comuni, sono esposti mediaticamente, personalmente, ogni giorno, però tutto non arriva non solo per colpa del sindaco, perché la volontà ce la mettiamo, insomma, ci impegniamo ogni giorno dalla mattina alla sera, però poi anche la burocrazia fa il proprio corso. E quindi quello che mi rattrista è proprio non riuscire a dare risposte immediate ai cittadini, specialmente sull'emergenza casa. Ho avuto modo ieri sera di parlarne a Focus. Sì. Col direttore Bacialli, è una grossa problematica che stiamo vivendo purtroppo a Chioggia, che stiamo affrontando, è quella dell'emergenza abitativa. Ecco, sapete benissimo che per una famiglia il lavoro e la casa sono le due cose fondamentali, no? Che danno la dignità. Esatto, danno la dignità alla persona. Però il discorso della casa, noi viviamo su una città stupenda, bellissima, che è Chioggia, anzi invito già i telespettatori a venire a Chioggia, Sottomarina, Vediamo Isola Verde e a frequentare... Mi ha mandato qualcosa, sindaco? No, non sono riuscito, bravo, però ci sono delle immagini, insomma, avete voi di repertorio. Sì, ma non possiamo andarle a cercare, okay, sindaco, okay. sì. Però diciamo è una bellissima città, è una città che ha vocazione turistica, settimo comune del Veneto, però è chiaro che col turismo il proprietario di casa fa le proprie scelte e preferisce affittarlo per periodi brevi, non avere i cosiddetti affitti lunghi. Ecco, poi c'è la questione dell'amorosità, questione che magari la casa serve poi ai figli perché magari crescono, si devono sposare, c'è tutto un insieme di problematiche legate alle emergenze abitative che sono molto pesanti. Credo che Alberto Teso, sindaco di San Donà, non so se in forma uguale o minore, spero per lui,
il discorso dell'emergenza casa, ho visto anche le manifestazioni a Padova, a Treviso, insomma. Poi vedremo, sì. Quindi è un'emergenza questa che deve essere affrontata, e anche come comune dicono, ma il comune è che acquisti altre case, che cerchi di abbassare, insomma, le liste d'attesa. Il problema è che dei 300.000 euro, tanto per fare due conti, perché poi i conti devi farli, no? Dei 300.000 euro che dovrebbero entrare dagli affitti, ecco, ne entrano, che ne so, 50.000. Si mandano lettere, diffide, queste cose qua, però se tu fai uno sfratto a uno che non paga, poi ritorna in comune in cerca di un'altra casa. Cioè, non si riesce, non è che comprando 250 alloggi in più per mettere tutte le famiglie hai risolto un problema, perché ti si raddoppia statisticamente anche il buco che poi ti trovi in bilancio di spesa corrente. Quindi sono tante problematiche. Poi sono chiamato a fare delle ordinanze per regolamentare un po' la movida, no? Ho fatto un'ordinanza a Chioggia, ho fatto un aggiornamento, ho fatto discutere perché ho detto all'1 devono chiudere i locali, la musica fino a mezzanotte il venerdì e il sabato, e ci sono state delle proteste prima dei residenti, dopo anche dei commercianti, diciamo degli esercenti, ma ci tengo e approfitto veramente dello spazio che mi stai dedicando proprio per dire che un sindaco è il massimo responsabile della salute dei cittadini. Ci sono sentenze che stanno andando in questa direzione, che prevale il riposo delle persone, la quiete pubblica rispetto a quello che è l'esigenza di un imprenditore. Sbagliato o giusto, per carità, ho cercato di fare un'ordinanza equilibrata che possa accontentare gli imprenditori, perché il centro di Chioggia è proprio anche residenziale, che possa accontentare gli imprenditori e anche i residenti. Però le sentenze che stanno uscendo adesso condannano le amministrazioni comunali al risarcimento dei danni, perché una persona che non riesce a riposare a causa della movida fa causa, vincono le cause, e poi dopo qualche anno sicuramente la Corte dei Conti torna alla carica, va dal sindaco: tu sei stato condannato, hai dato un risarcimento a questi X residenti e quindi adesso mi rivalgo su di te e devi pagare te di tasca tua quello che il comune ha anticipato ai residenti che protestavano. Quindi non è una cosa semplice. Non è un compito semplice, non è che uno decide, si sveglia la mattina, fa un'ordinanza, deve anche studiare cosa fanno anche gli altri comuni, le cause, le sentenze che hanno condannato le amministrazioni, e la colpa è sempre del sindaco. Esclusivamente. Allora, sindaco Alberto Teso, lei è anche avvocato, allora torniamo al problema casa. Io a volte mi domando, ma cosa è successo in tutti questi anni con le case ATER, con le case degli enti, molte case ATER, molti ATER commissariati? Io vedo fuori di queste case dei macchinoni, perché hanno riscattato le case, ma secondo, cioè, noi poveri mortali ragioniamo con la nostra testa e 1 + 1 fa 2, ma sono case che abbiamo pagato noi? Non sono mica case di proprietà del sindaco o della provincia o della regione, sono case che hanno pagato i cittadini, e queste case sono state vendute, sono state riscattate a persone che avrebbero potuto benissimo prendersi un appartamento, perché sono nate come case di emergenza per un periodo e dopo dovevano essere lasciate per dare ad altri la possibilità. Ma cos'è successo? E poi cos'è il commissariamento? Nessuno ha saputo più niente, soldi spariti, case non fatte. Scusa, avvocato, mi va anche bene perché è anche avvocato, che così sicuri. Sentiamo cosa dice il sindaco Teso, che è nel pezzo. Prego. Io vivo quotidianamente dei problemi che ha indicato anche il sindaco Armelao, perché subito dopo Chioggia viene San Donà come numero di residenti in Veneto. Chioggia è la 7ª, noi siamo l'8ª città del Veneto. Siamo dopo Mestre, dopo Mestre e Venezia, le 2 città più popolose anche della provincia di Venezia. Io ho 298 richieste di case popolari, riesco a metterne a disposizione di nuove o ristrutturate quando va bene. Io sono sindaco da 3 anni, ma siamo arrivati a 10-15 case all'anno, che è tanto per un comune, perché 6 le abbiamo comprate all'asta, alcune le abbiamo ristrutturate vendendone di altre che erano magari in condizioni da non essere economicamente ristrutturabili, perché se un appartamento che vale 50.000 euro... Sindaco, un secondo solo che faccio alzare la voce perché si sente poco in studio. Grazie, grazie, prego. No, ma è la regia, casomai mi alza. Prego, sindaco.
Ci dicevo che su 200, quasi 300 domande che ho in lista d'attesa, anche se riusciamo a mettere a disposizione 15 case nuove, strutturate all'anno, è una sfida importante. Ecco, si è bloccato adesso. Parlo di Atters, sindaco, casca sempre tutto. Non ho capito il perché, ma parlo di temi delicati, paf, salta. Allora, continuiamo con lei, sindaco Armenauco. Allora, noi abbiamo fatto anche un incontro con Ater, proprio per capire come poter affrontare l'emergenza che stiamo ovviamente avendo. Abbiamo questi 250 nuclei familiari che attendono una casa popolare, e adesso abbiamo individuato 11 alloggi che sono dell'Ater, che necessitano di essere sistemati, perché tu una casa non puoi darla se non è a norma, specialmente sull'impianto elettrico. Ora stiamo vedendo di fare una convenzione, come stanno facendo anche altri comuni, che è stata già fatta e sta funzionando, che anticipiamo dei soldi noi all'Ater, così ha liquidità e possono fare i lavori di sistemazione di questi alloggi in maniera molto più veloce rispetto a quello che sono le procedure comunali, e così ci stiamo muovendo. Adesso siamo in attesa appunto dei preventivi di cosa serve per sistemare questi 11 alloggi. Abbiamo scelto anche alloggi che sono nel centro storico di Chioggia e a Sottomarina, proprio per ripopolare anche il centro storico, che si sta spopolando perché stanno nascendo anche i B&B. Esatto. Perché Chioggia sta vivendo un momento stupendo dal punto di vista turistico. Sì, beh, Chioggia è stupenda. Non mandare immagini, niente. Fra 15 giorni torno e porto immagini stupende. Ci tengo. Esatto, sì, no, perché adesso potevano Avete sentito? Siete testimoni tutti voi? Promesso. E quindi, ripeto, vediamo se riusciamo a chiudere appunto questa convenzione, almeno diamo risposta a 11 nuclei familiari e poter dare... Quando io parlavo vedevo che lei annuiva, perché non è possibile, cioè una volta si diceva si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che pensavano anche i cittadini, cioè questo famoso piano casa che non parte da nessuna parte, che tutti si lamentano, cioè, una volta agivano anche, facevano un qualcosa. Adesso immobile, tra la burocrazia, i pochi fondi, però ragazzi qua le persone hanno diritto a una casa. Abbiamo a Treviso anche quel problema con questi sfrattati, ma loro pagavano tranquillamente l'affitto, non era un problema di morosità. Hanno venduto la scatola cinese, hanno venduto questi appartamenti, non si sa a chi, a fondi esteri. Ma com'è possibile sta storia, sindaco? Ma com'è possibile? Cioè io veramente, l'avvocato poi speriamo che riprenda, perché quella domanda che ho fatto mi sa che non riprende più. Però volevo anche capire come si può uscire, perché la gente non può vivere in queste condizioni. Cioè non avere la casa la peggiore, poi per noi italiani, poi per noi veneti, la casa a Piera, famosa Piera. Ecco, cosa sta, cioè vi ascoltano a Roma, perché lei fa parte anche di un partito importante. Sì, la Lega. Ecco, e il sindaco Teso invece e Fratelli d'Italia, perché abbiamo due quindi siamo al governo. Siete al governo. Anche in regione. Come mai non si fa fatica ad andare avanti, agire, dico io, agire? Il problema è che le procedure sono veramente faraginose, no? Non aiutano anche tutti questi cambi di normative che devono essere rispettate, però noi stiamo cercando di concentrarci sugli alloggi vuoti, non tanto crearne di nuovi, ma se riusciamo a far Quanti sono a Chioggia gli alloggi vuoti? Allora, Ater ne aveva circa una ventina, e ne avevamo individuati 11. Circa una ventina, sì, 11 ne avevamo individuati proprio da anticipare delle risorse perché fossero sistemati. Quindi non è che hanno, che ne so, 500 alloggi liberi, vuoti, perché già riuscire a sistemare gli alloggi liberi e poter mettere delle famiglie che sono in graduatoria sarebbe già qualcosa di importante. So che Ater adesso doveva consegnare 5 alloggi, in questi giorni li sta consegnando a 5 famiglie di Chioggia, però sistemare gli altri 11 vuol dire comunque abbassare, perché ogni 2 anni, adesso siamo un po' in ritardo a dire il vero, comunque ogni 2 anni esce il bando per poter fare domanda, perché la situazione deve essere continuamente aggiornata. Ecco, quindi riusciamo a sistemare qualcuno, poi per carità nel frattempo qualche anziano purtroppo non c'è più, viene a mancare, quindi si libera l'alloggio, allora devi entrare, controllare come è messo l'alloggio, che sia a norma, le certificazioni, magari quell'alloggio ha 40 anni, dopo nessuno aveva più fatto nulla, e quindi servono risorse
e sono sempre meno, specialmente di spesa corrente. Allora è ritornato il sindaco Alberto Teso, eccolo qua sindaco, speriamo che tenga il collegamento, prego. Sì, beh, dicevo che io ho quasi 300 domande in graduatoria e non riesco chiaramente a soddisfarne neanche il 10% o il 5% all'anno. Per un comune è uno sforzo importantissimo riuscire a allestire 10-15 alloggi nuovi o ristrutturati all'anno. Chiaramente non ce la facciamo ad andare incontro a centinaia e centinaia di richieste. Noi stiamo da 6 mesi circa preparando una proposta pubblico-privata, cioè stiamo tentando di coinvolgere un pool di banche su un investimento abbastanza innovativo che vorremmo fare come comune per realizzare alcune decine di appartamenti a canone calmierato, quindi non proprio a canone basso come per gli alloggi popolari, ma quella che viene chiamata fascia grigia, che è quella fascia di popolazione che non può né entrare nella graduatoria perché non ha redditi così bassi, ma non riesce neppure a far fronte ad un canone di mercato o a un mutuo per l'acquisto di una casa nuova. Anche una coppia giovane con figli che magari riesce a portare a casa 2.500 euro al mese difficilmente riesce a trovare nelle aree più di alta tensione abitativa appartamenti a meno di 700-800 euro al mese, quindi è chiaro che il budget familiare salta. Si chiama proprio fascia grigia perché non rientra né in quella che può accedere alla graduatoria e né a quella che può accedere al libero mercato. È una fascia spesso trascurata, spesso di coppie giovani, di neogenitori, e stiamo cercando di dare una mano anche a loro, insomma, creando alcune decine di appartamenti a un canone che sia la metà di quello di mercato. Sì, bravo sindaco, però aggira la richiesta che ho fatto io. Cosa è successo con i commissariamenti, che non si è saputo più niente, queste case riscattate, vendute a persone che potevano benissimo prendersi un'altra casa. Secondo lei è anche un avvocato, ma è lecita questa cosa? Le case le avevamo pagate noi, non erano perché il politico passa, ma noi rimaniamo, però sindaco. Sì, allora il diritto di prelazione sugli appartamenti è stato fatto in casi abbastanza limitati. Il comune o l'Ater in genere cercando di vendere blocchi interi di edifici, quindi magari piccoli condomini con 6 o 8 unità, e di cederli in blocco agli utilizzatori in modo da non avere proprietà miste, parte del comune e parte dei privati. Pensate poi che confusione, che litigi possono essere sulle spese, magari quelle straordinarie. Quindi quando sono riusciti i comuni, almeno qui da noi, ha venduto la palazzina intera, e chi c'era dentro aveva l'ISEE, una graduatoria per consentirgli di occupare quell'appartamento e quindi poi di partecipare alla gara per l'acquisto. Poi se passano gli anni e chi è dentro porta dentro i figli e gli stipendi invece di essere 1 diventano 3, è chiaro che il tenore di vita aumenta. Questo va bene se la casa è già stata acquistata, non va più bene se la casa è ancora dell'ente pubblico, perché se hai 3 stipendi che ti entrano devi liberare l'appartamento e lasciarlo invece a chi entrate non ne ha. Questi sono dei controlli che devono essere fatti in costanza di rapporto di locazione. Sì, è chiaro, però è anche, insomma, sono dei punti di domanda. Purtroppo funziona così, però secondo me non è stata fatta una cosa giusta, perché dovevano rimanere case di emergenza, dovevano essere ristrutturate e in difficoltà le persone e famiglie ce ne saranno sempre, perciò io la trovo veramente una cosa scandalosa quello che è successo, e vista la condizione di famiglie che si trovano in questo momento. Non è sicuro vostra la colpa, però nel passato ne hanno fatto di tutti i colori, questa è la verità. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, eccoci qua, finalmente dirai hai aperto il centralino. Va bene, ciao Mirella. Ciao. E buongiorno a tutti gli ospiti. Innanzitutto saluto i sindaci. Voglio dire che ora che cosa bella città, visibile, a cosa se mangia bene, va bene, nella bella spiaggia, la gente dei Cobiali come tutti. Vediamo le immagini, infatti, vediamo le immagini. Conosco molto bene Sosa.
venivo a Brondolo 70 anni fa, mi pesati, a Marina, dopo con amici con le barche che andavo a pescare, va bene, conosco tutti i commercianti di Brondolo, ma i privilegi di una volta, i Piozzo, i Canarini, tutta la gente che era, tutta gente che era, non tanto, di più, perché qui veniva di alto, qui veniva fuori a motore fin fuori, e dopo, per arrivare di alto, mi partiva, va bene, ha fatto una vita da cane, e se merita quello che ha. Ma è ottimo perché ti mangi bene dappertutto, va bene, adesso c'è un Fiatino, sa dove andare come dappertutto, perché c'è turisti, una città turistica, e in quanto che quello che guarda le case, voglio dire, una volta che c'era lì a casa, il piano casa, e pagavano gli altri operai, gente che lavorava, pagavano lì a casa. E ti avevi, quando ti pagavi è già Scalanca, è già Scalanca. Incluso avere una casa se ti avevi bisogno. Ma adesso piano casa che cosa? Non esiste più, e a casa ormai sia compra solo chi i politici, chi compra case da 1,5 milioni, con 20 camere, dice marito, moglie e amante, cosa gli interessa? Ma che cosa ne mi cerca? Bisogna, guarda che non sei colpa di sindaci, i sindaci sono gli eroi, perché se l'ultima cosa del caro e tutti i problemi di un paese detto qua risolvere ori, sono d'accordissimo. Ma il governo centrale, anche da mettersi in testa, da non comprarci ori e cari da 1 miliardo e mezzo. Fai che per la povera gente un piano casa decente, dove c'è? Una volta si faceva miele del case per la povera gente, va bene. Adesso, anche, giustamente, chi che ha le case a Ciosa, a Lido Venezia, a Jesolo, non affitta a 100 euro al mese. Gli affitti turisti, perché in 3 mesi capisci di tutto l'anno, è logico, no? Il mondo va avanti così, non stiamo a scondersi. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho anche tanti servizi, andiamo a vedere questa protesta piano casa e andiamo a Belluno. E Chioggia, mercato ittico. Non protestiamo contro la destinazione di 970 milioni di euro per un piano casa nazionale, sicuramente diciamo che sono pochi perché l'emergenza che ha il Paese sul tema abitativo è molto più ampia. Misure inefficaci, fondi insufficienti, svendita del patrimonio immobiliare pubblico agli interessi dei privati. Il piano casa approvato lunedì alla Camera con 168 voti favorevoli alla fiducia non convince i sindacati di Sunia e CGIL riuniti in presidio nelle piazze di tutta Italia per combattere una misura giudicata condivisibile negli intenti ma non nelle modalità di attuazione. Ne esempio la destinazione di quasi 1 miliardo di euro per il recupero di 60.000 alloggi attualmente inabitabili. Perché per esempio una percentuale di quegli alloggi che verrebbero ristrutturati, noi stimiamo che saranno al massimo la metà di quelli ipotizzati, verrebbero addirittura poi successivamente venduti nel mondo privato senza avere una capacità di risposta vera e propria per chi ha bisogno di una casa in affitto. L'emergenza abitativa è grave anche in provincia di Belluno, con aumenti dei canoni di locazione che dal 2018 ad oggi si attestano dal più 31% nel capoluogo fino al più 96% a Pieve di Cadore, a fronte dell'oltre 40% di case sfitte nel territorio della Valbelluna e addirittura ben oltre il 50% nei territori più periferici. Mancano le abitazioni in affitto, le case ATER dovrebbero essere sistemate, quindi ci devono essere le risorse per metterle a posto e soprattutto dovrebbe esserci più residenzialità pubblica. A Belluno peraltro abbiamo bisogno anche di lavoratori nel pubblico impiego, all'INPS, all'INAIL, nei tribunali, abbiamo bisogno di insegnanti, sono tutte persone che devono trovare un affitto, che non lo trovano e quindi non verranno a Belluno. Per i sindacati le soluzioni ci sono, quello che manca è la volontà di metterle in pratica. Si possono rendere disponibili più case dando un fondo di garanzia per la tranquillità dei proprietari se succede qualcosa, si può appunto avere più patrimonio pubblico, quindi non svenderlo ai privati ma incrementarlo, e anche fare qualche cosa per gli affitti brevi, perché se conviene di più affittare un mese d'estate che tutto l'anno, va da sé che tanta parte delle case che sarebbero disponibili vengono utilizzate così. Abbiamo Roberto da Chioggia. Ciao Roberto, hai visto il tuo sindaco stamattina? Cosa? Hai visto il tuo sindaco? Sì, infatti ti volevo chiedere proprio una cosa al mio sindaco.
Prego. Sì, buongiorno. Ecco, buongiorno Mauro. Ciao. Allora, io volevo dire una cosa. Allora, guardando e sentendo, ecco, si parla di gradatoria delle case qua. Allora, chi c'è in gradatoria? No, non entrerà mai, perché se ci sono gli abusivi che buttano giù le porte, ecco, a Chioggia ce ne sono tantissimi, ecco, oppure persone che non pagano gli affitti dei comunali. Ecco, perché non intervenite voi? Cioè, alla fine questi sono in gradatoria, non entreranno mai. Ecco quello che io voglio dire. E poi quando che si parla di risorse, di soldi qua, ma se non riuscite neanche a prendere i soldi d'affitto dalle case comunali, quello che io voglio dire. Basta così, Roberto? Sì, basta così, quello so sentire, perché sentendo ben belle cose, appartamenti ATER, ma se non riusciamo neanche a tenere questi qua, perché non vengono presi i soldi dell'affitto. Cioè ci sono anni di persone, anni che non stanno pagando l'affitto. Io abito su una palazzina comunale che vicino ho come, perché non ci sono controlli, ho uno che come fermaporte c'è il coltello, ha un buco nella porta da 3 anni. Cioè, intervenite su qualche parte, cioè, ogni tanto venite a fare un controllo, cioè, quello che io voglio dire, perché io sono un affezionato del sindaco e dello sostengo. Caro Roberto. Grazie Roberto, sentiamo la risposta del tuo sindaco. Allora, la problematica degli abbattimenti delle porte che vanno a occupare abusivamente si sta gestendo anche in maniera molto riservata, perché lì poi ci sono anche delle denunce penali. So che l'Ater sta intervenendo anche su 5 posizioni che dovranno essere sfrattate e dobbiamo fare un incontro fra qualche giorno, quindi le cose ci sono, i controlli anche si fanno, però se uno occupa abusivamente devi andare lì, denunciare, parte la questione, la procedura del processo, poi perché è chiaro che cerchi di sgomberare anche l'appartamento, perché quell'appartamento magari viene occupato perché non si hanno le risorse per sistemarlo, perché un appartamento, un alloggio che viene lasciato libero o perché magari si trasferisce chi viveva all'interno o perché muore la persona che era all'interno, dovremmo avere le risorse pronte per sistemarlo nel giro di un mese, mese e mezzo, ma ora che attivi tutte le procedure, l'affidamento, l'incarico, i controlli, passano 2 mesi e mezzo, 3. Chiaro che quell'appartamento che risulta libero o vai a murare l'ingresso proprio con una grata in ferro, o se rimane così la gente vede che 1 mese, 2 mesi non vi ha, vanno lì, buttano giù la porta ed entrano, insomma. Ecco, questa è la situazione. Avere risorse, non dico illimitate, ma più importanti, ci permetterebbe anche di intervenire e fare una programmazione appunto di sistemazione di queste case. Noi come comune credo ne avremo 7 da sistemare, non di più, e ci stiamo concentrando su questa cosa, sistemare gli alloggi sfitti. Ecco, questa è una prima risposta, perché andare a crearne degli altri succede quello che statisticamente invece di avere un buco di 250.000 euro raddoppi gli appartamenti di tua proprietà, te lo ritrovi di 500.000 euro dopo, se statisticamente c'è gente che non paga. Abbiamo fatto tanto debito più, debito meno, sindaco, l'importante è che facciamo il caso. Il pericolo è che perdiamo residenti, perché la gente che non trova casa a Chioggia, nel proprio paese, sarà costretta ad uscire dal confine di Chioggia, andrà a Piove di Sacco, a Conche di Codevigo, a Rosolina, nelle città vicine, e tu come Chioggia sarai destinato a scendere come residenti, parlo. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al sindaco Armelao. Buongiorno. E anche a Teso, il sindaco Teso, sono 2. Senta sindaco, io allora praticamente la Mirella sa la mia situazione che ho passato. Adesso mi trovo in graduatoria al comune, presso il mio comune di Conselve, ok? Come 37esimo, ok? Ecco, allora, purtroppo io sono una persona singola, d'accordo? E trovo sempre più fatica a entrare nelle prime posizioni. Io, per carità, non sto dicendo che ci sono solo io, attenzione, io sto dicendo che, per carità, vanno sì davanti le persone che hanno più bisogno di me, nel senso che può essere un invalido, può essere chi ha i minori e questo e quell'altro, però dovete fare attenzione anche alle persone che singole, che non hanno uno stipendio che si possono permettere chissà che cosa.
Cioè, io è da tanto tempo che sto cercando di entrare nella graduatoria per avere un qualcosa di meglio, ok? Ecco, perché adesso non è che sia tanto meglio, voglio dire, non è che sia tanto meglio adesso, però sono provvisorio ancora dove abito io. Ecco, però vedo qua che le cose diventano sempre più difficili per le persone. Allora, per quanto riguarda quelli che occupano le case, dovete usare il piede di piombo, perché ho visto su tante trasmissioni, anche quella di Giordano, che la polizia ha paura di quelle persone lì che occupano, degli occupanti. Ma come mai sta roba? Perché o usano la forza, o intimidiscono, o vengono fuori coi coltelli e questo e quell'altro. La polizia deve fare il suo lavoro, deve sgomberare. Se quel condominio, se quell'appartamento è da sgomberare, non ci sono santi né donne che tengano usate la forza, buttali fuori dalla finestra, perché veramente è una vergogna indegna. Grazie Maurizio, ti faccio rispondere del sindaco Teso che è anche avvocato. Prego sindaco. Beh, su questo il decreto, il disegno di legge presentato dal Consiglio dei Ministri in aprile aiuta molto. Pensate che fino ad oggi, in caso di occupazione abusiva di una casa, anche di proprietà privata, sarebbe necessario andare dal giudice per cacciare l'occupante abusivo. Cioè, ogni tanto si sente che qualcuno ha la casa magari di vacanza al mare e ritorna all'inizio stagione e ci trova della gente accampata all'interno. In casi del genere ad oggi non si possono chiamare i carabinieri che prendono quelli che sono dentro e li buttano fuori. Bisogna andare in tribunale con tempi e costi pazzeschi. Esatto. Il disegno di legge nuovo prevede invece che in un caso di occupazione manifestamente senza titolo, cioè uno entra e non ha un contratto scaduto o è moroso, proprio non ha nessun contratto, ha forzato la porta e è entrato, l'esecuzione viene fatta immediatamente, come succede in quasi tutti i paesi. Insomma, noi per un eccesso di tutela dagli anni 70 in avanti si è posta tantissima attenzione sulla tutela dell'inquilino, mettendo spesso i piccoli proprietari in condizione di dover sopportare anni di causa per liberare un immobile, e questo cosa ha comportato poi? Che il mercato delle locazioni si è bloccato completamente, perché se io sono un proprietario che ha magari un appartamento da poter dare in locazione e rischio di doverci impiegare poi 2 anni per liberarlo nel caso in cui mi serva, perché lo devo dare a mio figlio, o l'inquilino non mi paga l'affitto e resta dentro, quindi io ho le spese manutenzione, spese condominiali, devo pagarle io e non mi pagano il canone, capite che spesso uno magari preferisce tenerlo chiuso o nelle località turistiche a fare le locazioni brevi. L'intervento normativo serve per dare anche la certezza del diritto al proprietario. Non pensiamo agli speculatori, a gente che gestisce 50 appartamenti, ma ai piccoli proprietari che hanno un appartamento da dare in locazione, che oggi spesso si vedono privati della loro casa senza possibilità di rientrarne in possesso in tempi brevi. Cioè, lo Stato non può scaricare sul privato l'emergenza della casa, cioè, siccome delle persone non trovano l'appartamento, allora per liberare casa tua ci mettiamo 2 anni. Non è un problema del singolo cittadino, è un problema di noi sindaci, per carità, del governo, dell'amministrazione centrale, certo. E questo disegno di legge di aprile dovrebbe aiutarci parecchio, insomma. Però ha usato il congiuntivo dovrebbe ha usato, sindaco. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Volevo fare una domanda per conoscenza delle istituzioni, se però ti valuti troppo fuori argomento soprasedi pure. Cioè, Chioggia e San Donà, 2 città grandi che non fa parte della provincia, ma fa parte della città metropolitana, che dà l'impressione di essere un'istituzione, un territorio che sia molto dimensionato verso il capoluogo, un po' a discapito dell'estate. Ecco, la mia domanda è questa, in particolare a Chioggia. Far parte della provincia, ma della città metropolitana, vi va a ridurre a voi altri sindaci e comuni e territorio un po' di autonomia gestionale, cioè di dipendere troppo dalle scelte che viene fatto da capoluogo, da Venezia, per esempio, le povere. Questo in particolare a Chioggia, perché Chioggia è indiscutibile negli ultimi anni che ha buttato via e come stereotipo vecchio di città ausiliarie di Venezia, ma ormai è una città che ha una dimensione propria e che cioè, proprio come dire, mi dà l'impressione che soffra di essere stretta troppo da un centro del potere che è Venezia, che
insomma, che un po' che tarpa le ali, ecco, insomma, grazie della risposta eventuale. Buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Sindaco. Adesso non è che magari ci sentiamo, io ho capito quello che intende il signore, no? Che Chioggia, diciamo, è come sempre succube di Venezia. Ecco, noi adesso ci stiamo creando una nostra identità, ecco, adesso non per vantarmi, ma come amministrazione abbiamo puntato molto sulla promozione della nostra città e parliamo di Chioggia come una destinazione, tant'è che anche dal punto di vista turistico con le crociere della Viking hanno scelto anche come porto, al di là delle difficoltà di Venezia, hanno scelto come porto anche quello di Chioggia, perché vuol dire che Chioggia è diventata e riconosciuta come una vera destinazione, non che la gente viene a Chioggia a dormire e poi va a Venezia, no, la gente viene a Chioggia per visitare Chioggia, per abitare Chioggia e per mangiare anche a Chioggia e visitare i musei, i monumenti, le nostre chiese, per venire in spiaggia, quindi stiamo cercando di cambiare questo pensiero che fino a qualche anno fa c'era, perché Chioggia è la succursale di Venezia, invece noi diciamo sempre che, perché dicono sempre che Chioggia è la piccola Venezia, no? Tutte queste cose qua, perché abbiamo il Canal Vena, noi diciamo che è Venezia ad essere la grande Chioggia, perché in maniera orgogliosa Chioggia, con i ritrovamenti storici che sono stati fatti, è nata e si è formata molto prima di Venezia, addirittura andiamo all'avanti Cristo, quindi siamo orgogliosi di questo, ma si sta lavorando, ripeto, sempre con la massima collaborazione con la città metropolitana e anche con la regione del Veneto, però noi ci stiamo costruendo una nostra identità. Ecco, Chioggia è Chioggia, appunto, non dipende da nessuno e ha una propria storia, una propria cultura, una propria identità, ha le proprie gente, i chioggiotti orgogliosi e quindi noi siamo Chioggia, appunto. Siamo inseriti nella città metropolitana, ma Chioggia è Chioggia. Allora, Sindaco Teso, invece San Donà mi sa che ha ragione anche il nostro Vladimiro da Rovigo, perché avete degli alberghi, cioè io veramente una roba incredibile, cioè vuol dire che questi movimenti servono perché qualcuno pensa che San Donà diventi un qualcosa di diverso dalla piccola dimensione, perché avete degli alberghi. Io per essere a New York ho detto porca miseria, guarda qualche roba, Sindaco, veramente è forse questo centro commerciale, cioè perché c'è un assieme di cose che vogliamo capire, perché veramente anche 90 di Piave è esplosa con una cosa incredibile, vediamo dall'autostrada colonne di macchine che entrano, cioè l'importanza, non a caso ha fatto bene Vladimiro a dirlo, di questa città metropolitana che si allarga sempre più, vorremmo anche vederla prima o dopo, chissà che magari qualcuno, mi da 30 anni che sento della città metropolitana, che qualcosa si riesca a fare. Prego Sindaco Teso. Sì, la domanda è molto interessante perché dà due profili diversi. Da un punto di vista amministrativo io ho più volte criticato il funzionamento della città metropolitana. Noi non siamo Bologna, Milano o Torino in cui c'è un hinterland che vive e lavora verso il capoluogo, cioè chi abita nei piccoli comuni attorno a Milano o attorno a Bologna spesso va per lavorare o per studiare e si sposta nel capoluogo. Noi qui da Chioggia, da Mirano o da San Donà difficilmente andiamo a lavorare a Venezia, non c'è un centro economico del nostro capoluogo che giustifichi l'esistenza di una città metropolitana. Venezia è una città stupenda, ma con una natura, una storia, una conformazione tutta a sé stante. Venezia non ha nulla a che fare per i suoi problemi, per i suoi costi. Pensate all'asporto dei rifiuti tra Portogruaro, San Donà o Venezia, è un altro pianeta, la mobilità, i trasporti. Noi soffriamo di questi legami un po' amministrativi con una città particolarissima, costosissima, che ha esigenze diverse dall'entroterra, anche quello più lontano. Oggi c'è su tutti i giornali la richiesta di audizione dei sindaci di confine del portogruarese perché soffrono della concorrenza della regione a statuto speciale vicina. Pensate che un dipendente di un comune di Teglio Veneto, Cinto Caomaggiore o Gruaro, se si sposta di 1 chilometro perché va di là del confine, prende 500 euro in più al mese facendo lo stesso lavoro. È una cosa inaccettabile all'interno dello stesso Stato. Siamo tutti in Italia, non è possibile ci siano queste distinzioni. Ecco, detto questo, con il problema amministrativo che ci pone in questa città metropolitana che è stretta, lunga e probabilmente è nata
fatta per altre città in Italia, non per Venezia, dove la provincia probabilmente ci stava benissimo e non la città metropolitana, che ha una ragione giuridica completamente diversa. Noi non votiamo il presidente della città metropolitana, il sindaco Venturini è presidente della città metropolitana, quindi è presidente della provincia, ma noi non siamo andati a votare il sindaco di Venezia che è presidente, è una cosa abbastanza particolare, ecco. E invece dal punto di vista turistico è verissimo quello che avete detto, c'è un movimento turistico che richiede mete diverse, lontane dalla grande folla, lontane anche dalle località balneari. Io sono anche presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, noi siamo 22 comuni che vanno da Quarto d'Altino, quindi dalla Gronda lagunare fino ai confini del Friuli. Pensate che questa realtà ha, oltre alle 5 spiagge più grandi d'Italia e tra le più importanti d'Europa, che fanno quasi 25 milioni di presenze turistiche all'anno, Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione. Abbiamo anche un entroterra che, come diceva Mirella, è arrivata a fare l'anno scorso 550.000 presenze, buona parte concentrati tra Noventa e Quarto d'Altino, per l'outlet, anche per la vicinanza di Venezia chiaramente, però ne abbiamo parecchie centinaia anche a San Donà. 100.000 presenze turistiche a San Donà non sono poche. Pensate che l'altopiano dei 7 comuni ad Asiago fa 350.000 presenze e le colline del Prosecco più o meno altrettante. Noi ne discuteremo domani in conferenza dei sindaci a Portogruaro, stiamo creando un marchio d'area della Venezia orientale dell'entroterra. Adesso il 30 giugno la Regione ci consegna la ciclabile Trieste-Venezia, è una pista ciclabile di 116 km, sono 270 km totali da Venezia a Trieste, 116 attraversano i comuni della Venezia orientale. Noi abbiamo tutto un movimento di piccole attività agricole che tendono ad aprire lo spaccio, bed and breakfast, tutta un'economia che si sta sviluppando lungo queste piste ciclabili che sono spesso lungo i fiumi, lungo il Lemene, lungo il Piave, lungo il Sile, e un turismo lento che magari non vuole stare in mezzo alla folla, ama un'atmosfera più rilassata, ama l'ambiente, ama fermarsi a mangiare con tranquillità, magari comprarsi una bottiglia di vino in una delle tante aziende vitivinicole della zona, e stiamo lavorando col sostegno della Regione per creare proprio una promozione turistica anche dell'entroterra. Pensate, Mauro prima parlava delle origini di Chioggia, pensate che da noi passava la via Annia, che era la strada che portava da Adria, portava fino ad Aquilea. Lungo questa strada qui che attraversa i nostri comuni abbiamo 32 piccole aree archeologiche, cioè scavando qui troviamo Noventa, per esempio ha recuperato, ha portato alla luce resti importanti. Insomma, uno può partire in bicicletta, adesso con le bici servoassistite è anche facile, e visitare luoghi. Sindaco Teso, devo correre perché devo andare anche in pubblicità, ma voglio farvi una domanda prima. Ma parlerete anche di un trasporto fluviale in futuro? Perché io mi domando, questa Italia circondata dall'acqua, con dei porti meravigliosi, che possiamo fare dei collegamenti tra ferrovia e porti incredibili, ma è mai possibile che continuiamo sempre a parlare di terza, quarta, quinta corsia, trasporto su gomma, visto veramente la formazione straordinaria dell'Italia? Cosa ne pensa, Sindaco Teso? Perché prima o poi bisognerà pur parlarne, prima o poi bisognerà arrivare a un dunque. Prego, Sindaco. Uno dei progetti che stiamo seguendo come conferenza dei sindaci è proprio quello della litoranea veneta, cioè noi abbiamo, tramite il consorzio di bonifica del Veneto orientale, rimappato quella linea di canali interni che usava la Serenissima per trasporti allora anche commerciali, oggi più che altro turistici, perché è difficile spostare merci lungo questi canali interni, i fiumi interni. Noi lo stiamo vedendo dal punto di vista sempre del marketing territoriale della promozione turistica, cioè è possibile, partendo da Caorle, attraversare tutto l'entroterra con houseboat, piccole barche, abbiamo anche a San Donà barche elettriche, sul Sile ce ne sono di bellissime per vedere tutto quel panorama lì. La litoranea veneta è proprio questo insieme di acque interne navigabili che il consorzio di bonifica monitora
per fini idrogeologici, cioè per stare attenti che non esondino e per controllare il livello dell'acqua, perché spesso serve anche a scopi irrigui, però può essere utilizzato anche a scopo di navigazione lenta, navigazione interna, non più i burci che portano le merci, perché questo probabilmente sinceramente sarebbe molto difficile da riuscire a far ripartire, però una navigazione a scopo turistico sicuramente sì. Sentiamo Ormelao? No, mi allaccio proprio a quello che ha detto Alberto, che anche noi abbiamo fatto nei vari incontri che facciamo come la conferenza di sindaci della costa del Veneto, abbiamo fatto degli incontri proprio con delle persone che stanno programmando e progettando tutti i collegamenti anche via acque nella parte interna appunto delle lagune, dei canali, e quindi anche noi come Chioggia potremmo tranquillamente collegarci poi alla parte del Veneto orientale, ma anche andare verso il delta del Po. Quindi si sta già lavorando anche su questa strategia. Pensate che collegamenti e che zone turistiche veramente esatto, chiaramente da è una visitare. strategia turistica questa, ecco. Però come fai per il turista puoi farlo anche per il pendolare, certo, insomma, ecco. certo, Chiaro che in caso di maltempo d'inverno è un po' più rischioso circolare in laguna. Io stamattina sono uscita di casa, guardate che arrivare qua a San Biagio è stata un'impresa, ma dappertutto è così. Sì, beh, io ho fatto la Romea. In corso dappertutto, cioè è una roba allucinante, non ci muoviamo più, anche i lavori, ma possibile non riusciamo a farli di notte, sti cavoli di lavori, sempre di giorno, con un traffico in tilt incredibile. Ma non sono lavori da poco, ad esempio a Treviso stanno facendo le fognature e quando ci metteranno? Cioè io sono convinta che dobbiamo copiare anche qualcosa dagli altri stati, quelli che fanno le cose bene. Ma perché noi non possiamo lavorare di notte per certi lavori? D'estate andrebbe meglio lavorare la notte. Ma come mai? Perché di notte noi vuoi lavorare di notte in Italia? Sindaco, dove sono finito? Sono qua. Prego. Poi noi ci abbiamo provato l'estate scorsa a lavorare di notte, poi chiamano i carabinieri, quelli dei condomini, perché riescono a dormire e sentono rumore. Sindaco, però... No, ma se è un lavoro di 1 o 2 giorni, dai delle deroghe, perché i sindaci firmano anche delle deroghe a dei cantieri, ma il lavoro può durare 1 giorno, 2 giorni, altrimenti ritorniamo a quello di prima, la quiete della città, il riposo delle persone e non ne andiamo più fuori. Ho capito, ma se dei lavori invece di durare 5 anni durano 3 perché riesco a lavorare di notte, e io sono convinta che il cittadino avrebbe più piacere, perché sono lavori, cioè non parlo di un'asfaltatura, sto parlando di lavori tipo le fognature importanti, cioè dobbiamo imparare qualcosa. Pubblicità. Dovremmo essere sicuri. Gabriella da San Donà. Ciao Gabriella. Sì, pronto? Prego. Con chi sto parlando? Con la Mirella, Sveglia Veneti. Non ho capito, scusi, io ho solo 86 anni. Cara, con Sveglia Veneti, il programma Sveglia Veneti, ti sta parlando la Mirella. Con chi vuoi parlare? Io posso parlare? Certo, Gabriella. Sì. Parla. Pronto? Parla Gabriella. Come? Parla al telefono. Ah, sì. Gabriella? Pronto? Sì, io ti sento bene, parla al telefono, non ascoltare la televisione, parla al telefono. Io vorrei dire una parola a favore del sindaco Teso. Certo, prego. Sindaco Teso di San Donà di Piave. Prego. Per dire che per me è stato una persona eccezionale. Non avendomi mai visto, non conoscendomi, mi ha fatto dei favori, non so se si ricorda la mia faccia, l'ho trovato uno dei sindaci migliori di San Donà. Anche la sindaco femmina è stata eccezionale per me e adesso è eccezionale per lui. Sì, è una persona eccezionale. E da poco volevo parlargli e ho interpellato il comune, il municipio,
e non mi hanno fatto parlare con lui. Ecco. Io vorrei Allora, tanto parlare, intanto per ringraziarlo. Allora Gabriella, ascolta. Stai in linea che adesso parli col sindaco Teso, lo meriti tutto, ha 86 anni, anche di più direi, perciò ascolta che adesso il sindaco ti parla, stai in linea, non mettere giù, prego sindaco. Va bene, ho la televisione davanti. Prego sindaco. Io la ringrazio di cuore per queste parole, io ci metto veramente la passione per fare quello che faccio e cerco di essere più disponibile possibile. I momenti più belli io li ho quando vado nelle scuole a trovare i bambini più piccoli o quando vado in casa di riposo, e ci vado spesso per quello che abbiamo vissuto a San Donà, a trovare i nostri anziani. Sono le due categorie che hanno più bisogno di vicinanza e non per quello che io sono, ma per quello che rappresento. Insomma, in questo momento rappresento la città e cerco di portare a tutti magari una parola di conforto. Come diceva Mauro prima, non riusciamo a rispondere a tutte le richieste, anzi purtroppo rispondiamo a poche delle richieste che ci vengono fatte perché non ce la facciamo, però io quando posso cerco di essere presente e ho una segreteria che fa un po' da filtro perché la città è grande. Sindaco, perché Gabriella non è tanto pratica di televisione. Allora Gabriella, hai una cosa personale che casomai il sindaco ti riceve o vuoi dirla direttamente? Volevo solo ringraziarlo per non avermi mai visto, mai conosciuto, e mi ha fatto dei favori grandissimi. Io non so assolutamente cosa ho fatto, però se la signora vuole venire anche domani mattina sono qui fino alle 11. No, sai cosa facciamo, Gabriella? Alle 11 sono qui. Aspetta Gabriella, lascia il tuo numero di telefono, lascia il tuo numero. Gabriella, lascia il tuo numero di telefono che poi lo giro al sindaco Teso, così ti chiama e ti saluta. Va bene. Ciao Gabriella, grazie Gabriella. Mille. Sindaco Amelao, fa piacere sentire, certo, Sveglia Veneti anche questo, mette piacere, in contatto le persone. Sicuramente anche il sindaco Teso, tramite la segreteria sua, poi legge la posta, vede le richieste che arrivano quotidianamente e poi dà mandato alla segreteria, no? Anche di far questo, di far quello, quindi delle volte non si ricorda nemmeno di tutte le cose che cerca di sistemare quotidianamente e che non si leggono nei social, non si leggono nei giornali, ma che il sindaco dietro le quinte fa a noi magari fisicamente, personalmente, ma dà mandato ai vari uffici di sistemare. Se c'è una signora che mi segnala il lampione che non funziona, chiedo sempre di fotografare il codice che c'è, lo giriamo in automatico all'azienda che si occupa appunto anche della manutenzione dell'illuminazione e quella signora vede che il giorno dopo vanno a sistemare la lampadina. Per quella donna o per quell'uomo comunque quello era un problema perché davanti a casa era buio. Quando tu lo risolvi nel giro di 1 o 2 giorni fai bella figura, ma non mi ricordo nemmeno il lampione perché ne sistemiamo centinaia di cose in una settimana. Giulia da Venezia, vai Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a ciao, tutti. Cara Giulia. E anche ciao Mirella, e ai sindaci che hai là. Allora Mirella, io mi hai sentita fino adesso? Sì, bene. Allora io Mirella volevo tornare ai tempi del 60-70, quando Mirella erano più saggi gli amministratori perché tiravano fuori il terreno, quello era apposta per fare le case sì. Come si dice? Dell'Atter. Allora Mirella, mio marito, che all'epoca là, perché poi è mancato già da 30 anni, faceva il muratore specializzato e lasciava giù, non ti dico cosa, ogni mese per la cesca, allora veniva chiamata cesca. Sì. Ed era orgoglioso, non si lamentava mai, dice guarda cosa ho lasciato giù per fare le case. Però Mirella, adesso dove sono andati a finire quei soldi là? Ecco Mirella, perché adesso pensano solo
come si dice, a quelli che hanno bisogno di svagarsi, ma non pensano a quelli che hanno bisogno di una casa, perché il secondo settore l'hanno fatto sparire. E allora, Mirella, anche là dove sono stati bruciati quegli operai là che lavoravano nei campi, era stato assegnato un PNR per tirar via quella vergogna là e metterli nelle case. Però, Mirella, non si è fatto quello che avevano detto, perché i soldi servono per altre cose. Perché se avessimo fatto case per tutti i soldi che sono stati spesi fino adesso per il ponte di Messina, che spero proprio non lo facciano, quante case si sarebbero fatte, Mirella? Sono stati sperperati montagne di soldi, Mirella, e la gente è messa così. I nostri governanti degli anni passati erano più saggi, Mirella, perché pensavano anche alle case delle famiglie più bisognose. E adesso non si fa. Ti ringrazio, Mirella. Ciao, per grazie a tutto te. il tuo bene che fai, Mirella, perché Cara. tu non parli ma fai. E ti Grazie, ringrazierò Giulia. sempre per tutto quello che fai. Grazie cara Giulia. Sì, una volta mangiavano la ciccia ma lasciavano qualche ossetto con un po' di carne, adesso non mi rimasta neanche più gli ossi, e si ciuccia tutto e restiamo senza niente. Ma detto questo andiamo a vedere Casa Atter Donatella senza tetto. Queste sono le chiavi, finalmente mi hanno dato la casa a quartiere Pertini e dopo anni che vivevo anche per strada, chi sa la mia storia lo sa, mezzi topi e mezzo persone che mi hanno aiutato e adesso mi faccio entrare finalmente dentro la mia casa. Dopo anni di difficoltà, sacrifici e momenti dolorosi per Donatella Vescovo è finalmente arrivato il momento di voltare pagina. Le è stato assegnato un alloggio in social housing, 200 euro mensili circa di canone calmierato. Con evidente emozione Donatella ci apre le porte della sua nuova abitazione e accompagna le telecamere tra le stanze ancora spoglie ma già ricche di significato. Una cosa devo dirla, devo ringraziare Antenne 3, devo ringraziare Diana Zancarello dello Sportello Casa che mi è stata vicino, mi ha dato una mano, è una guerriera. A darle il benvenuto e a fare gli onori di casa non poteva mancare il portavoce del quartiere Pertini, Giorgio Rocelli. Finalmente ce l'hai fatta. Non è ancora ultimata del tutto, ma almeno se non altro c'è il tetto, hai visto? Esatto, almeno quello. L'importante è che ci sia almeno il tetto, quello, almeno, esatto. Va bene. Con il completamento dei lavori, altri alloggi qui potranno presto essere messi a disposizione di persone e famiglie che, come Donatella, hanno bisogno di una risposta concreta al problema abitativo. Per Donatella, però, il percorso verso la piena autonomia non è ancora concluso. È ancora alla ricerca di un lavoro e, come ricorda Rocelli, c'è bisogno di continuare a fare rete e a dimostrare solidarietà. Se avete qualcosa che avanza, una cucina, un soggiorno, delle sedie, un tavolo, insomma, fatevi avanti, diamo una mano alla Donatella. Nonostante le difficoltà affrontate, Donatella guarda avanti con fiducia e lancia un messaggio a chi sta vivendo momenti difficili. Chi è nella mia stessa situazione, non mollate, combattete, combattete, che c'è chi vi dà una mano, combattete. Abbiamo in linea Nadia, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi sindaci. Buongiorno Nadia. Niente, volevo dire, ma quei soldi che hanno preso la vendita degli appartamenti e delle case dell'Atter, perché a tanti hanno venduto, hanno riscattato, quei soldi dove sono andati a finire? Perché credo quando incassi di soldi devi investirli in altri appartamenti. Dove sono andati a finire? Non hai un resoconto di niente. Vendono e spariscono i soldi e case non ci sono. E dopo vorrei dire, anche qua restaurano come i Molini Mandelli,
hanno restaurato una villa sulla Restera, una casetta, sono venuti fuori 5 appartamenti signorili con vista a Sile, chi lo sa quanti soldi vorranno, ma allora invece di impegnare i soldi sui... chi li compra? Un operaio non può permettersi di comprare gli appartamenti ai Mulini Mandelli e come quella villetta che hanno fatto vicino al Sile. Non so, no, qua manca case, però manca anche i soldi, perché un operaio adesso, tuttora, non può permettersi un mutuo, perché tanto se non hai un buon stipendio, il mutuo te lo sogni. E non si formano famiglie, non si forma niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, grazie anche a te, Sindaco Armelau. Per i i soldi poveri, gli della operai, casa dove sei? Ma i soldi delle vendite degli appartamenti che vengono riscattati dopo diversi anni servono appunto per fare lavori. Certo, non vanno, anche perché poi c'è anche un bilancio, penso pubblico dell'Ater, dove nel bilancio nel consuntivo si vedranno tutte le risorse che sono entrate Abbiamo avuto dalla anche vendita. il Presidente che l'ha spiegato, sì, è vero. Esatto, dalla vendita degli alloggi, quindi qui i soldi non vengono persi o vengono sperperati, ma devono essere riutilizzati per sistemare, ecco, gli alloggi sfitti che hanno in giro per la provincia, in questo caso insomma in giro per la provincia di Venezia, e servono per sistemare quegli alloggi così da consegnare gli alloggi messi a norma. Vedi, l'appartamento della signora non è una palazzina nuova, però hanno messo la porta blindata, le tapparelle, le finestre, l'impianto elettrico. Lì magari hanno speso 50, 60, 70 mila euro ad alloggio, ad appartamento per sistemarlo. E mi fa piacere, sono contento per la signora perché finalmente ha trovato un tetto. E lo dice anche lei, poveretta, adesso piano piano si sistemerà l'appartamento, la cucina, una camera da letto, qualche mobiletto in bagno e intanto parti così, insomma. Daniele da Vedelago, vai Daniele. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora amico, ho fatto bene, sono arrivato a terza media e dopo ho detto, vetto lavorare o vetto studiare? E ho detto no, vuoi lavorare. E sono andato a lavorare, ho fatto il muratore e mi sono fatto a casa. E adesso sono a posto, o no? E ci sono i qua, va a studiare, e alla fine io vuoi a casa e ora qua, come vediamo. E andiamo tutti a studiare. Buongiorno. Grazie Daniele, un abbraccio anche a tua mamma che ci guarda sempre con Daniele, grazie. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di aggressioni, queste movide che diventano pericolose. Andiamo anche a sentire cos'è successo, perché è successo di tutto e di più anche ieri, qua a Treviso non ne parliamo e questo non fa assolutamente bene. Adesso andiamo in via Piave, nuove aggressioni a Venezia, Mestre. Sì, ho gridato, ma mi sono trovata veramente sola perché ho chiesto anche aiuto, ma nessuno si è fatto vedere, nessuno mi ha chiesto cosa era successo. Secondo me qui hanno tutti paura. Elisabetta, per tutti i Betti, è l'ennesima vittima della criminalità di via Piave a Mestre. Nata, cresciuta e vissuta qui da sempre, racconta della rapina della sua borsa con dentro contanti, tutti i suoi documenti, chiavi di casa e telefonino, subita giovedì scorso intorno alle 21:30 sotto casa in via Monte Sabotino, mentre parcheggiava l'auto. Si tratta del terzo episodio in 3 anni. Il rapinatore successivamente ha anche usato il suo bancomat, spendendo a più riprese circa 200 euro. Acquistare sigarette e mangiare quello che c'era qui nella zona di via Piave, un kebab. Ora sono ancora scioccata e dico che questa zona è invivibile. Qui a 2 passi da noi, lungo l'area di via Piave, proprio poco dopo questa intervista, scorgiamo questa siringa usata chissà quando per un buco ancora conficcata nel terreno. A poca distanza questo ragazzo, arrivato in bici, ha appena comprato della droga e ora, bicicletta parcheggiata ai suoi piedi, seduto, se l'è iniettata.
Il suo viaggio, procurato dalla sostanza stupefacente, durerà meno di un'ora. Attorno l'indifferenza di chi passa e tira dritto. Nessuno si ferma, nessuno sembra più stupirsi. Sono le 13.05. Ordinaria amministrazione, commenta amareggiata la portavoce di uno dei comitati della zona. È lei ad aver aiutato dopo la rapina Elisabetta. A quest'ora già ci sono i primi barbecue, li chiamo barbecue, il gruppo dei tossici per terra che si accendono il fuocherello e quindi si fanno di crack oppure si bucano. Per residenti e commercianti rappresenta l'ennesima testimonianza del degrado e dell'attività di spaccio che da tempo interessano l'area considerata da molti la zona franca della città per spacciatori e criminalità. Ogni angolo è una base per i pusher. Ormai hanno il sistema vecchio del passaparola, cioè telefonino, arrivano, passano, c'è chi gli passa, gli prende la cosa e la porta. Lunedì dopo la spesa un novantenne della zona, dopo aver subito già 2 volte in 2 mesi il furto dei portafogli, al terzo tentativo da parte di un balordo lo ha colpito più volte con un punteruolo portato da casa come difesa personale, ferendo il criminale che, colpito in una o più parti del corpo, è sparito senza farsi medicare. Elisabetta dal canto suo ora spera di vendere casa per trovare riparo in un appartamento che possa garantirle sicurezza dentro come fuori le mura domestiche, dice. Penso di andarmene via perché i miei familiari mi insistono già da tanto tempo, perché mi hanno detto guarda, hai già subito 3 furti e quindi potrebbe succederti di peggio. Allora, Sindaco Armelau, lei è anche un poliziotto, ma cosa sta succedendo? È possibile che non si riesca a mettere il cittadino in sicurezza? Il politico quando si muove sempre in sicurezza, scorte, macchine blu, macchine gialle, noi quando usciamo, paura dentro casa, paura fuori di casa? Purtroppo in Italia manca ancora la certezza della pena, che non è possibile proprio a Mestre che i colleghi della polizia o dei carabinieri, insomma della finanza, o della polizia locale arrestino la stessa persona 3 volte in un mese per i medesimi reati e ogni volta lo arresti, convalidano l'arresto e lo devi rilasciare. Tu sei ancora dentro che scrivi le pratiche e quello te lo fanno già rilasciare. Allora ripeto, se manca la certezza della pena è inutile, questa gente continuerà a girare per le strade e a delinquere. Io ho sempre proposto il famoso permesso di soggiorno a punti per gli stranieri, parlo, perché non voglio distinguo. Permesso di soggiorno a punti, compi qualche reato, qualche comportamento illegale, decurto i punti, quando li hai finiti te ne devi tornare al tuo paese. Mentre per l'italiano che delinque, perché c'è anche l'italiano purtroppo che delinque, anche quello, il permesso di soggiorno a punti ovviamente non ha perché è cittadino italiano, però lavori socialmente utili. Se il carcere non ti insegna a comportarti bene, devono crearsi insomma delle strutture adeguate e dare in affidamento queste persone che si guadagnino da vivere, che si rendano conto cosa vuol dire guadagnare senza rompere le balle al prossimo e devono imparare a comportarsi bene. L'italiano deve essere utilizzato per tagliare l'erba dove i comuni non hanno risorse, gli dai un spogliatore, gli fa fare mezzo corso, lo assicuri e lo metti tutto il giorno sotto il sole a tagliare l'erba. Vediamo se passa la voglia, perché il carcere poi rimane lì tranquillo a meno che uno non abbia fatto un omicidio. Ma se ci sono dei piccoli reati, anche se sono quelli che danno comunque molto più fastidio alle persone, che creano appunto quel clima di insicurezza, li dobbiamo utilizzare a lavorare. Punto. Dove non arrivano i comuni, li prendi, controllati, seguiti, devono fare dei lavori socialmente utili che servono anche al proprio comune di residenza. Ecco, questo dico, cioè dobbiamo insegnare a queste persone a comportarsi bene. Anche perché il lavoro nobilita l'uomo. Esatto, e non è possibile che la gente abbia paura di uscire di casa. Luciano da Legnago, andiamo a Verona adesso, vai Luciano. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Gli faccio un applauso a questi sindaci e faccio un applauso al sindaco di Legnago Longhi e il sindaco di Boschi Sant'Anna, che è un paesino vicino a Legnago. Sono dei veri sindaci che fanno il loro dovere, come il signore, mi sembra che sia il sindaco di Chioggia, bravi. I sindaci fanno anche troppo, è il governo. Caro sindaco, io ho fatto 27 anni di Svizzera con 3 fratelli. Vengo da una famiglia immigrante, la signora Mirella mi conosce. Ha detto bene, ci sono anche gli italiani, in genere. Gli stranieri che vengono a delinquere a casa loro, perché è ora di finirla. Io
vado per 84 anni e devo dormire sempre con le porte chiuse, con la paura, vai fuori ti rubano la bicicletta, le povere vecchie le rubano persino al supermercato, è ora di finirla. E voi sindaci vi faccio un applauso, sono i signori politici di sinistra e di destra che vanno a litigare e poi non risolvono niente. I delinquenti che non hanno colore, come dice la mia cara Mirella, non hanno colore. L'italiano in galera è che paga quello che deve pagare e gli stranieri che vengono qua per delinquere rispedirli al mittente. Caro sindaco, la saluto caramente, non ho parole per arrammirarvi, perché conosco bene il sindaco di Legnago di Bosco di Sant'Anna. Siete meravigliosi, mi sembra che mi sia spiegato bene. Buona giornata Mirella, mi raccomando, ti fa tanti auguri, 100 anni. Grazie Luciano, grazie. Adesso andiamo a vedere questa donna aggredita in tangenziale. Qui qualcuno veramente ha perso il controllo, il caldo dai numeri. Sentite cosa è successo ieri. Io come donna adesso ho paura, e se io mi fossi trovata su una strada magari di campagna, avessi preso un'altra strada, cosa avrebbe fatto? Mi avrebbe uccisa? Ha temuto di morire per le violenze verbali e fisiche subite una giovane professionista che stava iniziando la sua giornata lavorativa verso le 6:30 percorrendo un tratto della tangenziale di Treviso. Mi dovevo immettere sul tangenziale, ma non riuscivo in quanto arrivavano delle macchine e quindi io dovevo dare precedenza giustamente a queste macchine. E niente, praticamente succede che una macchina dietro di me inizia a suonare con insistenza perché voleva che io mi mettessi sulla tangenziale. Inutili sono stati i suoi gesti con l'invito ad avere pazienza. La scena, frequente soprattutto nelle ore di punta, diventa drammatica pochi attimi dopo, appena entrambi i veicoli riescono a immettersi nel traffico. E lui si è affiancato sulla carreggiata di sorpasso, sulla sinistra, però non mi sorpassava, ma tendenzialmente con la sua macchina cercava di venirmi addosso, facendomi dei gesti, dicendomi robe, e io per non prenderlo, cioè per fare in modo che lui non venisse su di me con la macchina, mi sono spostata varie volte sul guardrail praticamente, però sì, andando anche un po' fuori strada. In sostanza poi riesce a tagliarmi la strada, ovvero sorpassarmi, inchioda, freno anch'io. È qui che scatta una violenza insensata da parte di un uomo sulla cinquantina. Invece verso il mio veicolo non riesco a chiudere il finestrino e qua praticamente in sostanza mi tira i capelli, mi sputa e mi prende a schiaffi. Mi ha colpita sul viso, cioè perché mi ha preso i capelli inizialmente. Poi ha cercato di darmi, cioè mi ha dato uno schiaffo. Io cercavo con le mani di difendermi per quello che potevo e poi mi ha iniziato a sputare. La donna rimane sotto shock per diversi minuti prima di riuscire ad arrivare al pronto soccorso del Cafoncello, dove viene curata con una prognosi di 7 giorni. All'aggressione hanno assistito in tanti, ma nessuno si è fermato. No, nessuno. Suonavano e basta. Una denuncia è stata presentata alla polizia che ora verificherà le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire alla responsabile. Sindaco Teso, come commenta questo servizio che abbiamo visto? Non lo vedo, c'è Sindaco? E soprattutto fa capire, ecco, l'importanza della sicurezza. Aspettate perché abbiamo Lorenza in linea. Lorenza? Ciao Mirella, ciao ospiti. Ascolta, volevo dirti questo. Allora, io ho subito anch'io due tipo scasso. Quindi... Pronto? Sì, ti sento bene. Ecco, perché ho abbassato completamente tranquilla. Il volume. Ecco, noi abitiamo, siamo 3 palazzine, però ci sono altri palazzi nella via di via Andrea Costa all'altezza della Caritas, perché alla Caritas arrivano tutto di più. Allora, io e altre persone siamo state a parlare appunto con il responsabile, eccetera. Desideravamo che mettessero una telecamera nel tratto appunto tra la scuola materna, la scuola elementare, che appunto è frequentato da bimbi piccoli, fra l'altro il parco che costeggia la mia palazzina, cioè praticamente lì spacciano
preparano le dosi. Io ho chiamato 2 o 3 volte e 2 o 3 volte non li ho visti. A un certo punto siamo un po' demoralizzati, oltre che il fatto che mi dicono signore siamo pochi e non possiamo stare, ma io mi domando, in Piazza Ferreto sono 3 pattuglie, basta solo mangiare sulla pavimentazione di Piazza Ferreto anche farsi 2 uova, da tanta pulita che è, come mai a Piazza Ferreto pattuglie e pinze là e nelle altre vie non c'è? Non c'è. Tra l'altro la sera ci sono le gincane, prima o poi scapperà il morto qui di Andrea Costa, che fa angolo con la chiesa dei frati praticamente. Poi la sera, vabbè, non ti dico, alle 10 c'è di tutto di più. Cioè, sono io e altre 2 o 3 persone che diamo indicazioni eccetera, ma non abbiamo visto ancora nulla, Mirella, ed è un dispiacere, soprattutto adesso che c'è il GRES, che ci sono i bambini piccoli e meno piccoli, cioè non ho parole. Non ho parole. Ti do ragione, perché è così dappertutto, purtroppo cominciano a alzare l'asticella sempre di più e la gente ha sempre più paura, questa è la verità. Allora, Ma sindaco, che zona di Mestre è la signora? Sì, di Mestre. Volevo salutarvi dal sindaco Teso, che aveva un impegno dovuto lasciarci, perciò salutiamo anche noi il sindaco. Prego, sindaco Amerà. No, volevo sapere che zona è di Mestre, che ha detto la signora. Non c'è. Piazza Ferreto, lei ha detto che ci sono tutte queste pattuglie. Piazza Ferreto sì, non ho capito la zona. In contatto, sindaco, non c'è un problema. No, perché se ci sono delle telecamere, della videosorveglianza, è chiaro che vengono su segnalazione, vengono estratte le immagini e viene controllato insomma quello che è successo, poi si cerca di identificare anche le persone, però molto spesso la gente dice chiamano, non intervenite, ma perché? Perché magari si sta facendo anche dell'altro, non dell'altro lavoro, ma si sta aspettando anche un momento propizio insomma, per intervenire, insomma. Quindi non è che delle volte non si fa l'intervento immediato, si pensa che la polizia o i carabinieri ci stiano... Ma che siete in pochi, che siamo in pochi sì, adesso il turnover, stanno facendo anche molti concorsi, però ci sarà non un travaso di conoscenze tra la vecchia guardia e la nuova guardia, ecco. C'è proprio un momento, negli anni '80 sono state fatte tante assunzioni, adesso ne andranno tanti in pensione di poliziotti, il Ministero ne sta ancora assumendo, però non si riesce a far passare dei nuovi agenti in 4-5 anni assieme a quelli che hanno fatto grande anche la Polizia di Stato o comunque l'Arma dei Carabinieri. C'è proprio un cambio generazionale importante e quindi non si riescono anche a tramandare le conoscenze ai nuovi agenti. Sindaco, ma non è il momento che forse di unire le forze di polizia, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, fare un unico blocco perché quella non si riesce più a quella capire volta niente. Renzi ricordo che aveva soppresso di fatto il Corpo Forestale dello Stato, che andava bene, adesso è stato una parte piccola, è andata nei Vigili del Fuoco, per quelli che facevano antincendio boschivo, però una parte invece è andata nell'Arma dei Carabinieri. Infatti ci sono i carabinieri forestali anche sull'altopiano di Asiago, avevo colleghi e amici che dall'oggi al domani hanno indossato la divisa dei Carabinieri, una divisa ovviamente tanto insomma, con onore, però hanno accorpato, l'ho detto abbiamo accorpato, però le forze di polizia erano 5, adesso sono rimaste 4, polizia, carabinieri, finanza e penitenziaria. Ecco, però accorpare la polizia, cioè i carabinieri è la quarta forza armata, però almeno accorpare la finanza, la polizia e avere una polizia civile. Ecco, come dovrebbe condivide quello che dico, allora, di unire le forze. Ma anche perché avremo un risparmio sicuramente di risorse economiche, anche perché non dovremo fare più appalti per prendere le divise, ma fare una polizia di Stato, diciamo, unica sarebbe ovviamente conveniente, anche perché prova a pensare una città come Mestre, no? Dove c'è la questura, dove c'è il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, pensate quanti uomini ci sono, accorpare gli uffici servizi, gli uffici tecnologistici, i magazzini del vestiario, cioè
sarebbe sicuramente un risparmio importante. Si sono venduti quella volta con Renzi appunto l'accorpamento delle forze di polizia, ma parlavano di forestali con la divisa del forestale erano circa 8.000 se non erro, non erano nemmeno tanti, quindi prova ad accorpare altre forze di polizia. Che anche là è successo Maretta con la polizia forestale anche qua a Treviso, era nato un altro... ma noi come poliziotti diciamo auspicavamo che la forestale entrasse nella polizia, perché la forestale era civile, diciamo, no? Avevano anche i sindacati, certo. Adesso ci sono i sindacati anche nell'Arma dei Carabinieri, ma si sperava che la forestale diventasse l'altra specialità della Polizia di Stato, come la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia di Frontiera. Pensavamo anche alla polizia forestale, invece non è stato così, anche perché avrei cambiato anche specialità in quel caso, sarei andato anche in montagna magari. Ecco, il sindaco è di Chioggia ma piace la montagna. Senta sindaco, ormai siamo in chiusura, parliamo un po' di belle cose, l'estate a Chioggia cosa sarà, che eventi ci saranno, visto che ha portato di tutto, avete visto Chioggia stamattina alla grande? La prossima volta, promesso, la prossima giorno prima, cosa succederà a Chioggia allora quest'estate? Abbiamo presentato proprio la stagione estiva ieri, anche con la nascita della Fondazione Turismo, quindi una neonata fondazione che stiamo seguendo proprio passo dopo passo. Abbiamo presentato la stagione turistica, gli eventi più importanti insomma in stagione saranno a luglio con la Sagra del Pesce, ad agosto col Sea Music Festival, avremo anche ospite il 23 agosto Baby K, la famosa cantante Baby K, e poi tante rassegne ovviamente, manifestazioni sportive anche con il triathlon. Quando a luglio la festa del pesce, perché è una festa rinomata. Esatto, la festa del pesce, lo dico bene, mi raccomando, da venerdì 10 luglio a domenica 19 luglio. In Corso del Popolo avremo 7 stand quest'anno e 4 cicchetterie e quindi vi aspettiamo a Chioggia. Mi raccomando, siccome purtroppo paghiamo la carenza di parcheggi, andate a parcheggiare la macchina, se non trovate posto ovviamente non in divieto di sosta per cortesia, perché quei giorni sarà un delirio di chiamate per la polizia locale, andate nella zona di Val d'Ario, dove c'è il porto di Chioggia, non quello ai Saloni, Val d'Ario è quello prima appena usciti dalla Romea. Lì abbiamo metteremo a disposizione i pullman, le navette gratuite, quindi parcheggiate comodamente lì, salite in pullman e vi portano fino al centro storico di Chioggia. Poi ogni tot minuti ci sono le navette che vanno avanti e indietro, non rischiate nulla, non prendete la multa, non pagate il parcheggio, quindi più di così. E dovremmo riuscire a fare l'ordinanza anche quest'anno che in riva a Canal Lombardo a Chioggia daremo la possibilità, dove adesso c'è il divieto di sosta, la possibilità alle persone con disabilità di poter parcheggiare lì, perché veramente in 2 minuti arrivano in piazza. Meglio di così, grazie al sindaco di Chioggia Mauro Armelau di essere stato con noi. Pubblicità. Adesso vi porto in Egitto con Federica Iachimasco. Grazie Federica di essere qui con Mirella, che è una paracateca, e con suo papà Manuel Giuge, anche lui che è una persona che voi avete già conosciuto. È una persona che ha dato molto col karate, vero? Sì. Col parakarate, specialmente in un periodo veramente dove non si pensava neppure che sarebbero successe tutte queste cose, questi giovani che perdono la devianza perché le sostanze, l'alcol. Forse Federica, se facessero più sport, pure vi aiutassero anche in quella che sono gli aiuti che potrebbero darvi, sarebbe molto meglio. Allora vedete questa medaglia che è dell'Egitto, l'ha presa in Egitto. Raccontiamo questa medaglia, Federica, è importante, sono pesantissime. Ho detto mettila al collo, sento, prova Mirella, cioè pesa un boia, Prego Federica. Vabbè, allora a novembre dell'anno scorso, nel 2025, ho fatto la mia prima finale per l'oro, dove ho vinto, sono vicecampionessa del mondo e... Sì, è una roba vicecampionessa del mondo, cioè proprio una robetta. E sono riuscita a battere la ex campionessa, no, la ex vicecampionessa del mondo, e diciamo che è stata bella tosta, perché per la prima volta ho fatto la finale sul tatami singolo, che per chi non sa il tatami è quei quadrati che si incastrano uno insieme all'altro, e diciamo che fare
la finale e sai che in quel momento sono tutti là che ti guardano solo te, e se fai un errore sei là, ok, l'hanno visto tutti, perfetto. È finita, è finita. Ascolta, quanto impegno, perché dicono è difficile coniugare scuola, sport, impegni, divertimento. Tu invece cosa vuoi dire, Federica? Vabbè, diciamo che io mi alleno 6 giorni alla settimana, quindi ci vuole tutto il alleno tutti i giorni, tutto il giorno, e quindi devi dedicare, cioè vuoi dedicarti per arrivare a questi livelli, devi dedicare tutto, cioè tutta una vita, diciamo. C'è tutta una vita davanti, vero Federica? Sentiamo anche il papà. Manuel, che piacere rivederti Manuel. Giuge, quello che volevo capire è l'importanza di accompagnare questi ragazzi, cosa che tu fai non solo con Federica e gli altri tuoi figli, ma soprattutto con i giovani. Cosa vedi? Ecco, cos'è che ti preoccupa? Perché questi segnali, anche ieri a Treviso è successo di più con un ragazzino famoso, Maranzo, non so da dove che segno fuori sto nome, vabbè. Ecco, cosa succede? Ma perché non li danno a voi con delle regole, altro che porta a spasso i vecchietti? Cioè, non so, cosa vuoi dire, Manuel? Quella è una questione complicata veramente, perché alla fine i ragazzini soprattutto poi quando fanno gruppo si formano queste, chiamiamole baby gang, che fanno tutto tranne che qualcosa di buono. E per me sarebbe fondamentale, che deve partire soprattutto dalle famiglie prima, perché se un ragazzo sta fuori magari a 14 anni fino alle 2 di mattina, vuol dire che a casa non va del tutto bene. Quindi le famiglie devono essere le prime a prendere questi ragazzi e fargli fare una vita più regolata, insomma, con impegni, tenerli occupati, non lasciare che vadano in giro tutto il giorno a non far niente, che dopo si annoiano e guarda dopo cosa succede. Quindi quello che appunto è successo anche a Federica, il fatto di dedicarsi totalmente a qualcosa, che poi non è detto che deve per forza arrivare, perché non sempre le cose vanno come si spera, però intanto te impari a fare qualcosa, impari rispetto, impari a dar valore al tempo, alle persone, a quello che si fa, e quindi il mio consiglio è quello di innanzitutto far sport, soprattutto per i giovani. Sport è qualcosa di... è una delle medicine più potenti che abbiamo. Vediamo anche le immagini di Manuel, per cortesia, così lo vediamo. Prego, prego Manuel. Sì, qua vediamo appunto Federica. Questo qua è l'europeo che ha vinto il mese scorso in Germania, e per lei è stata un'enorme soddisfazione, non solo per lei ma per tutto il movimento e tutte le persone che comunque hanno puntato anche su di lei, perché c'è Manuel, tanto tu sei in lavoro. sedia a rotelle, Sì. Anche Federica ha un problemino, sì. Però non vi siete mai posti il problema di non superarlo, anzi, e lo avete dimostrato. Federica, queste immagini parlano chiaro quanto l'impegno non è così semplice come si pensa. Tuo papà ha detto una cosa importante: non sempre si riesce a vincere, però quando si vince queste medaglie, di Federica, anche sì è. Ecco, cosa vuoi dire? Ti è mai pesato il tuo handicap? No, a me sinceramente no, però... diciamo, spieghiamo cos'hai tu. Io ho la disabilità intellettiva lieve, ovvero, per spiegato in parole semplici, disabilità mentale, e a me non mi è mai pesato, a parte i miei compagni di classe che ogni tanto si divertivano a prendermi in giro, però... Però riuscivi a superarlo? Sì, sì. Non c'era nessun problema? Il primo problema era il problema loro. Ecco, questi anche episodi che noi vediamo di questi bulli, tu l'hai provato, l'hai detto anche qui chiaro e tondo, però bisogna essere forti, perché il problema è che se sei fragile è là casca il pelo, nel senso che loro infieriscono ancora di più e riescono a distruggere queste fragilità, o sbaglio Federica? Sì, ma diciamo che un po' i miei compagni, quando andavo a scuola, perché ormai scuola ho finita, mi prendevano in giro, io li guardavo e dicevo, io posso avere anche problemi mentali, ma ce n'hai più te che ti metti qua a offendermi. Bravissima. Li affrontavi comunque? Sì, non facevo problemi. Ma questa forza chi te l'ha data? Sei tu così o anche ti ha aiutato molto la famiglia, questo papà? Mi ha aiutato sicuramente mia mamma, mio papà, il karate.
karate anche, perché guarda che mi difendo anche bene, se vuoi che proviamo, gliel'hai detto a qualcuno, vieni avanti che vediamo chi è il fragile e chi è il forte. Manu, e cosa vuol dire la difesa personale anche in un momento così un po' particolare? Perché vedo che ci sono tante iscrizioni, però bisogna anche capire, poi è una disciplina che comporta anche un proseguimento non facile, o sbaglio? Sì, diciamo che allora un minimo di saper difendersi è sempre utile, ok? Non fa mai male a nessuno sapersi difendere e voglio sottolineare appunto il difendersi. E poi ovviamente le arti marziali è un mondo enorme, vasto, perché non si parla solo di karate, ma anche magari di judo, di jiu-jitsu, lotta, insomma tutte queste arti marziali che insegnano soprattutto a mantenere la calma, a sapersi gestire. Che è la prima cosa. Che è la prima cosa, sapersi gestire anche in una situazione di pericolo è una cosa fondamentale, perché a volte per una cavolata si rischia di andare a farsi male, quando invece magari stando semplicemente fermi e zitti si risolve tutto il problema. Bisogna saperle gestire le emozioni, cosa che attualmente molte persone fanno fatica a fare. Anche perché hai detto una cosa importante, se sai che non sei in grado di difenderti, non è che sei grosso, robusto, che puoi, cioè devi pensarci prima di agire, perché delle volte l'azione può comportare veramente un pericolo numero uno, mentre questa disciplina lo dimostra, ci sono delle regole ben precise, o sbaglio Federica? Sì, no, ci sono regole, cioè ce ne sono tante, però diciamo che la prima regola, quando almeno entri a far karate, ti dicono noi ti insegniamo come difenderti, ma tu non puoi usarlo per fare del male a qualcun altro. Avete capito? E questo è molto importante. Cosa mi dici di queste Paralimpiadi, Federica? Come le hai vissute? Cosa hai visto? Beh, diciamo che io queste Paralimpiadi mi sono piaciute molto, soprattutto uno sport che mi è piaciuto un sacco è il pattinaggio di figura. Cioè sono rimasta proprio ossessionata, che anche lì a una certa metto basta. Qua andiamo però sulle Olimpiadi, non le Paralimpiadi. Vabbè, però lei appunto questo pattinaggio di figura, cos'è che ti intrigava, che ti colpiva? L'eleganza? L'eleganza di come pattinavano, come si muovono sul ghiaccio. Sembrano farfalle, con una leggerezza incredibile. Senti Manuel, ma per dare questa sicurezza, a parte che lei è una tosta numero uno, però lei ha detto l'importanza della famiglia. Quanto è importante anche nello sport la famiglia? Perché voi poi create la famiglia, un'altra famiglia. Sì, perché dopo, quando si inizia a praticare sport, di conseguenza non si fa più parte di una sola famiglia, che ovviamente è sacra. Però si entra in un giro di amicizie, di legami, di situazioni dove ti portano comunque a creare una, tra virgolette, nuova famiglia, perché comunque i compagni di squadra, il tuo allenatore o maestro che sia, o semplicemente anche chi dà una mano, chi fa magari volontariato e tutto e ci viene a dare una mano con tanti ragazzi, si crea appunto una, tra virgolette, famiglia, che è importante perché comunque ti fa crescere, ti fa sentire accettato anche, soprattutto quando si parla della disabilità, il fatto di sentirsi parte di qualcosa al di fuori della tua zona comfort, che può essere casa tua, ma sentirsi far parte di qualcosa di più grande che comprende anche altri ragazzi e ragazze è importantissimo per la crescita mentale di una persona, soprattutto se ha una disabilità, perché riesce anche a confrontarsi con altre persone, farsi anche aiutare da altre persone e non sempre magari dalla mamma o dal papà. Il fatto e te lo dico perché l'ho passato sulla mia pelle, cioè un conto è quando ti dà una mano qualcuno che può essere un tuo familiare e un conto è quando ti dà una mano qualcuno che magari conosci da poco anche e te ti devi fidare di lui. E anche questo è un passo importante. Ci sono tante situazioni, come anche semplicemente, la dico così, andare anche in bagno. Per uno in carrozzina, se non c'è magari l'assistente che frequenta sempre o che magari è la persona che conosce di più,
il doversi fidare di una persona che magari è ancora un po' estranea, non ha una certa intimità, a volte può essere un blocco mentale, e allora uno dice piuttosto che incastrarmi in queste situazioni me ne sto a casa. No. Bisogna uscire. E farsi aiutare. Certo. Ascolta Manuel, per chi non ti conosce, raccontiamo un po' la tua storia. Ecco, quando è arrivata alla sedia a rotelle, che per me è un mezzo che io dico sempre, io vi chiamo diversamente agili perché vi muovete in maniera diversa. Io odio la parola disabilità, proprio non la sopporto, lo dico sempre. Speriamo che un po' alla volta si riesca a capire. Raccontiamo un po' la tua storia, Manuel. Sì, per me la sedia a rotelle è arrivata molto lentamente, perché io ho camminato fino a circa 30 anni, però all'età di circa 9 anni i miei genitori hanno visto che mi stancavo prima degli altri ragazzi e intorno ai 9-10 anni ho iniziato anche a camminare in punta dei piedi, e questo è stato uno dei primi segnali della malattia. Abbiamo fatto ovviamente gli interventi necessari per riallungare appunto i tendini d'Achille e farmi camminare normalmente. Siamo andati più in profondità ed è venuta fuori una distrofia muscolare dei cingoli, che è una malattia genetica rara, e all'epoca mi dissero i medici, all'epoca quindi parliamo di più di 30 anni fa, e la medicina è cambiata parecchio rispetto a anni fa, però mi dissero che entro pochi anni sarei finito in sedia a rotelle. E ovviamente là ti cade tutto il mondo addosso, a me, ai genitori, a tutto. All'età appunto di 10 anni sei l'inizio proprio della vita. E questo non è successo subito, appunto come ho detto fino ai 30 anni sono riuscito a camminare, però camminare malissimo, non riuscire più a far scale, stancarmi facilmente, dolori alla schiena, e la mia enorme paura era proprio quella della sedia a rotelle. Perché la vedevi già? La vedevo e dicevo sarà un disastro la mia vita, se io mi siedo in quella sedia sarà un disastro. E all'epoca appunto, anche adesso mi piace viaggiare tantissimo, e prima di arrivare a 30 anni, visto che riuscivo ancora un po' a camminare, ho deciso di andare a fare un viaggio in solitaria a Capo Nord. Pensate, da solo? Sì, in macchina, quindi prima appunto di dovermi sedere avevo il sogno di vedere il sole di mezzanotte, ho detto vabbè, prendo e parto. Grazie a questo ho fatto una pagina su Facebook e una squadra di hockey in carrozzina elettrica mi ha visto e mi ha chiesto se volevo andare al ritorno dal mio viaggio a provare di questo sport. Sì. E ho detto vabbè, vediamo. All'inizio sinceramente non volevo perché il fatto della carrozzina in più elettrica per potermi spostare era troppo. Grazie appunto alla mia compagna Veronica che ha suon di pedate di dietro mi ha detto adesso vai e ricomincia a fare sport. Ho cominciato e mi sono trovato catapultato su un mondo che non conoscevo e che pochi ancora conoscono. Un mondo di sfide, è vero, ma anche ricco di persone fantastiche che mi hanno aiutato tantissimo, il fatto di confrontarmi con altre realtà, persone che hanno una disabilità magari anche molto più grave della mia. Insomma, mi ha fatto... Mi lamento io, guarda qua cosa vedo, guarda qua cosa vedo. Esatto, infatti là ho capito che la carrozzina non era un problema, era la soluzione dei miei problemi. È il mezzo che ti aiutava invece? È il mezzo che mi ha permesso anche di essere qua con voi oggi. Certo. E da là mi si è aperto un mondo. Ho ricominciato a fare tantissime attività, tra cui anche magari paracadutismo, wakeboard, canoa, e pian piano dopo anni di hockey in carrozzina il maestro della Polisportiva Terraglio Roberto Ronchini ha detto proviamo anche a fare il parakarate. Dai. Ho detto, visto che facevo da piccolo karate, ho detto andiamo a ricominciare dove mi ero fermato quando ero piccolo. E così pian piano è rinata questa passione per le arti marziali, così ho dovuto chiudere perché il tempo era quello, sono una sempre cosa 7 giorni sì, non è che puoi in una fare, settimana, esatto. E quindi ho detto vediamo, dai, mi dedico totalmente a questo. E Federica ha iniziato così per caso perché mi accompagnava. Quando è arrivata Federica nella tua vita, nella vostra vita? Ormai Federica fa 22 anni quest'anno e per me comunque è arrivata ormai quasi 11 anni fa.
ed è stata probabilmente la miglior cosa che mi potesse capitare nella vita. Che bello. Sì, perché... si emoziona, vedi Manuel che si emoziona. Sì. Vedi Federica che io so toccare il tasto giusto? Perché oltre appunto a una figlia, è anche un qualcosa, si è creato un rapporto tra me e lei che va veramente oltre anche al fatto di essere un padre e una figlia. C'è quel rapporto anche di amicizia, di complicità, di fiducia totale, perché io quando mi muovo con lei ho fiducia totale. Nonostante uno può dire sì, però può avere anche una disabilità intellettiva, quindi no, io la conosco benissimo, lei mi conosce benissimo e sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare, come fare le cose e come gestire anche le emozioni che a volte ti possono prendere e i problemi. Senti Federica, quanto è importante con la tua disabilità avere una persona come Manuel, ma anche come la mamma, così forti, perché io ho conosciuto anche la mamma, proprio una tosta numero uno, anzi la salutiamo, Federica, dai, ciao, saluta. mamma. Ciao mammina, ciao, che abbiamo salutato. Quanto è importante anche sentire che hai trovato proprio l'appoggio che tu magari cercavi e sei riuscita a trovarlo. Beh, sicuramente tantissimo, anche ad esempio tipo quando c'è una gara e ho un sacco di ansia, il primo che chiamo o è la mamma o è il papà, io, mamma, io non ce la faccio, sui crisi. E sentirli? Sentirli mi dà quella carica per dare il 100%. Il massimo di te stessa. Allora, dall'Egitto adesso dove passiamo con questa medaglia d'oro? Allora, questa è quella dell'Europeo in Germania che è stato fatto un mese Facciamola fa. vedere. No, dice la regia, il nostro Andrea Basso, di lasciarla sul tavolo che si vede bene. Ecco, qua le sta inquadrando, noi stiamo fermi. Vai Federica. È stata fatta un mese fa e diciamo che vincere l'oro per me che è stato un pochino inaspettato perché avendo fatto prima le eliminatorie ho battuto la ex vicecampionessa europea e già là ho detto mamma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo buttato fuori, quella spagnola, e poi vincere l'oro là ho detto, ho guardato in alto perché sugli spalti in alto c'era mia mamma e ho detto mamma ce l'abbiamo fatta, abbiamo buttato fuori anche la campionessa del mondo. Cosa ci si sente in quel momento? Ecco, sembra di volare. Tante emozioni. Tante emozioni. Un po' indescrivibili, diciamo. Non si possono, bisogna provarle per capire, non puoi neanche spiegarle, perché sono talmente tante e talmente forti che non si possono spiegare. Senti Federica, ma in questo momento dove si parla ancora di Olimpiadi, di Paralimpiadi, tanto è vero che tu prima tuo papà ha detto no, Olimpiadi, e hai detto sì, vabbè, ecco, non sarebbe il caso, so che si sta già facendo qualcosa, Pancalli ha già fatto tanto, ecco, però unire le forze, che si gareggia in maniera diversa, ma si gareggia insieme e si chiamano Olimpiadi perché Olimpiadi vuol dire sport. Non pensi che sia arrivato il momento che qualcuno deve capire di fare un passo in avanti e di mettere tutti assieme, nel senso ognuno appunto con le sue categorie, ma chiamarle Olimpiadi e basta? Cosa sono queste Paralimpiadi? Cosa ne pensi Federica? Ma secondo me, anche se Olimpiadi e Paralimpiadi, per me non c'è differenza perché alla fine è sempre un'Olimpiade. Però sì, si potrebbe levare para e lasciare Olimpiadi, sì. È sempre sport? Perché alla fine è sempre quello lo sport. È sempre quello, infatti il tuo prima hai detto col patinaggio, tu hai detto sì vabbè patinaggio, Olimpiadi, ma per me è la stessa cosa. Ecco, capite l'importanza? Qui che immagini stiamo vedendo Federica? Qui stiamo guardando l'entrata per la finale per l'oro, quindi fanno... ci sono tipo i LED, di solito fanno da una parte rosso e da una parte blu, sì, poi ci sono le foto, quelle molto... Bella questa, molto... che hai coperto la faccia del papà con la medaglia d'oro, guarda papi, guarda cosa c'è prima di te, e qui? E qui è la finale, siamo foto sul podio dove c'è tutti i numeri, quindi 1, 2. Certo. E qua stiamo facendo, credo, l'inno forse. Sì, io ci tengo a precisare una cosa. Vai Manuel.
che l'atleta ungherese Olivia Kakosi, che è quella che è arrivata seconda, e fino ad oggi aveva sempre vinto lei, sia europei sia mondiali. Non ha mai perso. Una cosa che mi piace molto di lei è che è una persona molto aperta ed è stata la prima a farsi complimenti ed è una grandissima amica di Federica. Tanto che ogni anno stanno una settimana assieme a Budapest, a casa di Olivia. Che bello. Sì, sì, e quindi il fatto di vederle là tutte e due a contendersi, prima volta al mondiale, fine anno scorso e quest'anno all'europeo, è qualcosa che ti prende. Che mi prende, sì, perché quando è iniziato Federica, io non conoscevo bene, quando è stata convocata la prima volta, non mi immaginavo che potesse esplodere così Federica. E sono andato a informarmi un po' su internet, vediamo chi saranno le ipotetiche avversarie di Federica nelle nazionali, e vedevo appunto sempre questa ungherese e anche la spagnola, che erano sempre di un livello altissimo, massimo, certo, per la categoria di Federica. E io mi sono sempre detto, Federica qua non ci starà mai in mezzo a queste qua. 3 anni dopo invece a suon di allenamenti e sacrifici. Quanto ci si allena su una settimana? Allora, intanto è importantissima la qualità anche dell'allenamento, perché sì, è giusto anche allenarsi tanto, ma bisogna allenarsi anche bene e dare il giusto riposo sia mentale sia fisico. Però diciamo che lei si allena dalle 5 alle 6 volte a settimana. Hai capito? Dopo ci sono allenamenti più tosti e allenamenti un po' più blandi, proprio perché anche a livello mentale può essere pesante anche per qualsiasi persona. Ovvio che quando appunto è arrivata la prima convocazione le avevano detto: Fede, te devi fare una scelta adesso, o ti impegni seriamente su questo o la prendiamo così alla leggera. E ho detto no, voglio impegnarmi, e quindi è da 3 anni che praticamente viviamo in palestra. Federica, quanto importante è con la tua disabilità il karate? Io non lo chiamo il parakarate, io lo chiamo il karate. Quanto è importante per te e quanto ti ha aiutato a superarlo? Mi ha aiutato tanto, soprattutto perché io, essendo iperattiva, cioè faccio 100 cose alle volte, non ne finisco mai una, però il karate invece è proprio una cosa che ho detto: papà, io ci voglio impegnare prima o poi arrivare al podio più alto. E alla fine con tanto impegno ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. E adesso andiamo a vedere allora anche queste Paralimpiadi. Andiamo a Belluno. Rush finale per le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ultime ore di entusiasmo per vittorie e medaglieri di entrambe le manifestazioni. Ed è fuori discussione che, a dispetto dell'ordine dei nomi, siano state le Olimpiadi molto più di Cortina che di Milano, ma è anche vero che è tutto il Veneto ad aver dimostrato ottime qualità organizzative sotto ogni aspetto. Siamo qui però a constatare che la macchina fino ad oggi ha funzionato molto bene, gli operatori, i volontari soprattutto, ma tutti coloro che erano in prima linea hanno dimostrato una grande capacità di saper accogliere in un luogo molto particolare, perché insomma sappiamo benissimo le dimensioni di Cortina d'Ampezzo e della realtà delle Dolomiti, e saper appunto ospitare un evento di così grande importanza, e quindi penso che il Veneto ancora una volta abbia dato dimostrazione di grandi capacità, partendo naturalmente dagli aeroporti dove arrivavano le persone da tutto il mondo, passando per Verona come città che ha ospitato i più belli spettacoli della chiusura delle Olimpiadi piuttosto che l'apertura delle Paralimpiadi, e Cortina d'Ampezzo naturalmente che è stata la regina di questo evento. Manu, e cosa vuoi dire di questo evento? Una Cortina che sembra in quel momento è esplosa, però adesso non mi sembra che arrivino tutti questi turisti che pensavano di avevano fatto i conti, non so, un po' troppo alti a mio avviso, eppure c'è la possibilità di questa perla, così la chiamo, speriamo, io dico sempre che non diventi una pataca, sta perla, con queste colate di cemento, però qualcosa è servito e lo sport aiuta molto anche il turismo. Prego Manuel, sì, tu come le hai vissute queste Olimpiadi, Paralimpiadi? Io l'ho viste
viste da casa. Purtroppo le Paralimpiadi sinceramente speravo di riuscire a vederle un po' di più e forse non è stato dedicato il tempo che meritavano. Perché appunto, come dico, non è perché un atleta ha una disabilità allora è tutto più semplice e allora è meno importante. Come avevamo detto, Federica si allena dalla mattina alla sera tutti i giorni e ha lasciato perdere tantissime cose per poter arrivare a questi obiettivi. E a volte questo qua passa in secondo piano, perché si pensa magari, è vero, di sicuro certe gare, anche paralimpiche, possono avere numeri inferiori, ok? Ma non è perché è più semplice vincere, è più difficile, è difficilissimo allenare una persona magari cieca o una persona che appunto come sport magari fa sci da seduto. Io li ho visti venire giù e sono dei razzi e bisogna avere un coraggio enorme. Io non ce l'ho questo coraggio per buttarmi a quelle velocità giù da una montagna seduto. Ma loro ci credono? Loro ci credono e lo fanno, lo fanno alla grande anche, ed è giusto dar merito e gli spazi soprattutto che meritano queste persone. Sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto, il problema è che qualcuno dovrebbe capirlo e capire di dare la giusta soddisfazione a questi ragazzi, perché veramente abbiamo visto 2 Olimpiadi, le Olimpiadi e molto poco le Paralimpiadi. Andiamo a vedere questa fiamma paralimpica a Prato, andiamo a vedere. Una folla lungo le strade è la grande protagonista, la fiamma paralimpica. Padova ha accolto con grande partecipazione il suo passaggio nel cammino verso le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che si aprono oggi con la cerimonia inaugurale all'Arena di Verona e si concluderanno il 15 marzo. Il percorso è iniziato dalla rotatoria tra Corso Milano e Via Vicenza. Per oltre un'ora e mezza la torcia ha attraversato la città, finendo la sua corsa in Prato della Valle, dove la triatleta padovana Francesca Tarantello ha acceso il braciere. Non nascondo che ero un po' agitata e non dico come la Paralimpiadi, però comunque è un grande onore per me poter essere qui e sono davvero contenta, me la sono goduta dall'inizio alla fine e che dire, ringrazio il Comune di Padova e tutti quelli che mi hanno sostenuto e hanno organizzato anche questo evento, organizzato veramente bene. In tutto sono stati 28 i tedofori coinvolti nella tappa cittadina, accompagnati dall'entusiasmo di residenti e curiose accorsi lungo l'intero tragitto. Se la prima Olimpiade è stata una grande emozione, la seconda lo è stata ancora di più, ma devo dire che stasera ho fatto fatica a trattenere le lacrime perché è veramente emozionante poi entrare in Prato della Valle con comunque un simbolo come la torcia olimpica e paralimpica, insomma è stato veramente, è stata molto pesante proprio a livello emotivo, è stato bellissimo. Allora Federica, cos'è questa fiamma paralimpica per te? Anche se non eri là, però sentivi con il cuore che c'eri, eri vicina a questi atleti, prego. Sì, diciamo che io l'ho vista accendersi a Venezia, non a Padova, però diciamo che è una grande emozione poter vederla dal vivo, questa fiamma. Ti è piaciuto? Ti ha emozionato? Sì. E per te, Manuel? Beh, quando si parla di Olimpiadi è sempre una gran cosa, una grande emozione, perché storicamente sono, diciamo, il massimo che si può ambire. E quel giorno in piazza San Marco c'ero anch'io ed è stata... Quanta gente c'era, Manu? C'era un bel po' di gente, sì, c'era un bel po' di gente, nonostante era una giornata bella fresca, fredda, però c'era molta gente, anche molti curiosi, turisti, alla fine eravamo in piazza San Marco, quindi è facile anche riempirla, esatto, vengono da tutto il mondo. San Marco. E quando si vede che appunto arriva questa fiamma fino al braciere, tutto ti scalda il cuore alla fine. Un'altra cosa importante è capire cosa si può fare anche perché questo sport, qualcuno dice, costa tanto. Ecco, fare sport costa parecchio, non tutti hanno la possibilità.
Ecco, io sono convinta che le scuole dovrebbero fare quello che facevano una volta: musica, sport, c'erano le palestre, c'era tutto, poi non si sa ben cosa hanno deciso di fare, c'erano laboratori che sono diventati magazzini. Ecco, quanto è importante far capire che devi iniziare da piccolo con le discipline, con le attività sportive, ma con professionisti, cioè la maestra non può insegnare a fare ginnastica, a fare sport. Cosa ne pensi? Certo, noi andiamo spessissimo appunto anche nelle scuole, oltre che a parlare di disabilità e di sport, ma anche proprio per far fare, in questo caso magari appunto al karate, ai ragazzi. È una cosa importante perché devono essere proprio i bambini, sono loro il nostro futuro, sono loro che dopo ci saranno gli atleti, ci saranno gli architetti, ci saranno gli avvocati, insomma i cuochi, e fin da bambini devono capire quanto è importante sia lo sport e sia il sapere, non vorrei dire però accettare anche la diversità delle varie persone. Certo. Inclusione, okay. L'inclusione. Quindi per quello dico un futuro architetto, ok? Se fin da bambino viene inserito in un percorso di inclusione, ok? Avrà sempre un occhio di riguardo nelle costruzioni che magari farà un giorno, come può essere il cuoco. Ormai è pieno di persone che possono avere delle difficoltà nel mangiare certi prodotti, magari sono celiaci, così. E quindi anche quello è un mestiere che deve avere comunque un occhio di riguardo, una certa inclusione, chiamiamola, anche nel preparare dei pasti, nell'aprire un ristorante e poter dare una varietà di cucina che possa comprendere tutto quanto. È un buon gustaio per me, Manu, è un buon gustaio, Manu e Federica, sì, vero. E tu invece, ecco, cosa vuoi aggiungere a quello? Qual è il lavoro che ti piacerebbe fare? Ma io in realtà il lavoro che volevo fare lo sto già facendo, che è l'atleta. Ah, sì. Hai già deciso che lei è un atleta. Abbiamo Mirella da Riesi Piodecimo. Ciao Mirella. Ciao Mirella, buongiorno nostro ospite. Allora dico che mio figlio ha fatto un karate da piccolo, aveva 8 anni così, però le è servito molto, si è sviluppato i muscoli, adesso ha 50 anni, quasi in dicembre, le dico veramente che le è servito il karate. Comunque si pagava, non erano troppi soldi, no, ma adesso non so quanto dovrà costare a fare il karate. A cominciare lo sport. Comunque le è servito molto e adesso fa il cementista, lavora come un matto, mamma mia, ha i muscoli, madonna, tanta forza, bravo. Comunque le è servito molto e a tanti ragazzi servirebbe karate. Brava. Tante cose. Brava Mirella, grazie della telefonata. Allora adesso vi porto invece in una giornata lagunabile, andiamo a vedere cosa è successo a Venezia, quei diversamente agili, come li chiama Mirella. Sono amici speciali e si tratta di disabili che arrivano da varie associazioni del veneziano per una giornata che il Maverick Nautic Club dedica a loro ogni anno, chiamata Lagunabile, un suggestivo giro in barca nella laguna di Venezia con un corteo di imbarcazioni e gommoni fino al bacino San Marco per poi proseguire lungo il canale della Giudecca e rientrare alla Darsena Fusina, una giornata conclusa con una grigliata preparata dal gruppo Alpini di Saonara. Apprezzamento per l'associazione Maverick che dà a tanti ragazzi il modo di conoscere questo ambiente, l'ambiente acquatico, tanti ragazzi che magari non avrebbero l'opportunità e grazie a loro lo possono fare. Io auguro che tutti quanti provano le emozioni che provo anch'io, perché sono veramente grandissime. Quello che noi facciamo a questi ragazzi oggi sono dei piccoli miracoli, ma non lo diciamo noi, sono le loro famiglie che lo dicono.
e questo rende grande ancora di più la giornata. Lagunabile quest'anno ha coinvolto 10 associazioni, oltre 110 ospiti tra disabili e accompagnatori, 80 volontari Maverick e 23 imbarcazioni affiancate da Croce Verde, Carabinieri, Polizia, Guardia Costiera e Fiamme Gialle. Obiettivo, partendo dalla passione per il mare, quello di far vivere a questi ospiti speciali momenti di gioia, libertà e inclusione. Federica, come commenti questo servizio? Cos'è il divertimento per te? E trovi utile queste gite, queste cose un po' fuori del normale? Secondo me sì, perché comunque ti fai dei nuovi amici, stai con le persone, ti diverti, quindi secondo me è utile fare queste cose, che così anche le persone disabili possono stare in compagnia con altre persone. Sai che noi stiamo cercando anche con i genitori di questi ragazzi, è stata fatta e sta facendo veramente grossi passi avanti questa mostra che si chiama Io ci sono, fatta dalle foto di questi ragazzi che non riescono a inserirsi nel lavoro, che non riescono a sentirsi normali come gli altri perché non vengono neppure assunti nonostante abbiano anche la qualifica. E soprattutto questi genitori che sono preoccupati del dopo di noi, cosa faremo con i nostri figli. C'è questa mostra, non so se Andrea riuscirà a far vedere qualcosa, abbiamo fatto anche una grigliata anche noi domenica, quella sì la facciamo vedere, anzi la facciamo vedere proprio per far capire l'importanza di stare assieme, di unire le forze, di capire, ecco, la possibilità di vivere la compagnia, la quotidianità in allegria, perché sono convinta che è importantissimo. Guardate che grigliata hanno fatto gli anziani di Silea, il gruppo anziani, eravamo il gruppo anziani di Silea, questa bellissima grigliata. Qui è il fotografo della mostra che ha anche cucinato, anche Mirella ha cucinato, anche Mirella l'ho cucinato anch'io e anche mi arrabbiavo con loro perché non mi ascoltavano tanto, però il bello è di mettere, ecco, assieme le forze nel divertimento ma poi anche nell'allegria, socializzare, ecco quanto importante è socializzare. Qui c'è Mauro Tofolo, il nostro scrittore poeta, veramente è Sebastiano col suo papà, guardate che bella tavolata, Fulvio, Marotto, guardate quanti ci sono, guardate, ecco tutti intenti a mangiare, a divertirsi. Quanto è importante anche queste grigliate, questo stare assieme, tutti assieme, non c'è diversità. Prego Federica. È molto importante perché comunque ti permette di, cioè, almeno quando fai le tavolate non ti senti diverso, cioè mangiano tutti, sono tutti felici e contenti. Sono tutti felici e contenti. E tu Manuel cosa dici di queste, ecco là il nostro Dino Longhino che è il direttore dei diversamente giovani di questo centro che si divertono da matti. Prego Manuel. Sì, no, sono fondamentali proprio perché appunto intanto creano anche un'esperienza, esatto, che è importante, ed è importante anche per i genitori di questi ragazzi che appunto molto spesso non credono che certe cose si possono fare, come semplicemente andare magari, esatto, anche in una barca, in un'imbarcazione o in una gondola per esempio, e invece sono tutte cose che si possono fare. Bisogna avere ovviamente le persone giuste, però sono cose che si riescono a fare. E il fatto dopo, come è successo a me, come ti ho spiegato prima, il fatto di confrontarmi con altre persone che possono avere la mia disabilità o una disabilità diversa, comunque mi arricchisce, mi apre gli occhi, mi aiuta, e magari dopo da cosa nasce cosa, perché molto spesso, anche qua ti parlo perché l'ho visto, attraverso anche a questi eventi si possono incontrare due persone che dopo magari può nascere qualcosa anche. Sono d'accordo con te. Perché è così, È così. Nello sport, perché no? Possono incontrarsi due persone che grazie allo sport si trovano. Manuel, che questi genitori abbiano deciso di mettere la foto dei loro figli. Ecco, stiamo girando, abbiamo 20 comuni che hanno aderito, ma il fotografo non ha voluto, e lo dico anche a Federica, delle stanze chiuse, ha voluto dei luoghi aperti, dove la gente passa, certo, ti vede con questa scritta io ci sono, con questi volti, per far capire che noi siamo uguali a te, guardami. Trovi importante questa mostra? Vediamo se riusciamo a trovare anche le foto. Secondo me sì, è molto importante perché comunque uno, cioè, tipo, se passi tipo dentro un museo
vedi il museo ma non dici boh, non so se entrare, mentre così secondo me ti permette di vedere subito le foto che hanno fatto ai ragazzi. Allora ti faccio vedere che la mostra di Ponzano è una delle... Venerdì saremo a San Biagio di Calalta, sabato saremo a Saigareda, è una mostra itinerante molto bella, andiamo a vedere Ponzano Veneto. Quando abbiamo partecipato, come con tanti altri colleghi, alla presentazione di questa mostra nella Loggia Cavalieri, sono rimasto personalmente colpito dalla forza di questa iniziativa, dalle immagini, ma soprattutto dalla gioia dei ragazzi che sono qui presenti, che sono quelli immortalati nelle fotografie. La mostra itinerante Io ci sono apre un altro capitolo dopo Treviso, Silea, Spresiano e Padova, approdando a Ponzano, dove di fronte al municipio sono state esposte le foto di 11 persone che normalmente sfuggono allo sguardo, lontane da una socialità che chiede invece condivisione e rispetto. Questa mostra viene qui in strada, in piazza, è un'area di fronte al municipio proprio perché qualsiasi persona la possa vedere e per qualsiasi immagine che rappresenta questi bravi ragazzi e ragazze possa essere un'immagine vivente all'interno della comunità. L'idea di Enrico Colussi, il fotografo, è semplice quanto profonda: ritrarre in un rigoroso bianco e nero i volti di coloro che spesso si sentono invisibili o preferiscono nascondersi agli occhi della gente, paurosi di un giudizio o di un commento che potrebbe ferirli. Il volto non mente, il volto non dice se siamo o meno disabili, siamo tutti solo persone. È un'emozione grandissima vedere tutte queste foto dei nostri ragazzi. Sono le nostre vite, sti ragazzi. Guai se non ci fossero. In ogni città Colussi sceglie luoghi differenti anche per dare valore a ciò che prima non lo aveva. Il fotografo che ha deciso di organizzare questa mostra itinerante in maniera diversa per far capire l'importanza di rigenerazione urbana nei stabili, nei posti magari più degradati anche, iniziare a fare inclusività con queste bellissime mostre. Questa è la mostra, ad esempio, Ci sono, proprio per far capire l'importanza che un luogo squallido con questi volti può diventare bellissimo. Cosa ne pensi, Federica? Mi è piaciuto un sacco vedere il video di questa bellissima iniziativa e sicuramente da ripetere. E lo sapete, vi do una news che Federica anche lei sarà protagonista di questa mostra con la sua foto, sarà una testimonial di questa mostra, perciò noi avremo una medaglia d'oro anche come mostra e mi fa molto piacere. Grazie tesoro, grazie Federica di aver capito l'importanza di esserci e di aiutare anche quelli che sono magari meno toste di te a dire non ti preoccupare che io ci sono. Manuel, cosa vuoi dire? Sì, no, bellissima iniziativa, è bello che sia proprio sulle strade e non dentro da qualche parte, quindi è bello anche quello. E io volevo invitare a fare una piccola riflessione, visto che siamo qua e stiamo parlando di questi temi, che è una riflessione che faccio quando vado magari a parlare nelle scuole ai bambini. Quando è che una persona diventa disabile? Quando è che viene considerata che c'è quel limite, quella linea, che oltre quella linea te sei un disabile? Qual è? Io faccio questo esempio, non c'è proprio una risposta esatta. Io non porto gli occhiali. Okay? Noi sì. Voi sì. Mirella li porta. Adesso non so appunto, però magari te, se ti togli gli occhiali, magari non riesci più a guidare. Non vedi un figo secco. Non vedi più niente. Ok? Quindi te usi un qualcosa che ha creato l'uomo, come nel mio caso la carrozzina, per poter guidare, per poter andare in giro in sicurezza senza fare dei danni a te o a altri. Giusto? Io uso la carrozzina, però gli occhiali non li uso. Adesso non sto dicendo che chi porta gli occhiali è disabile. No, ma hai ragione quello che dici. Però qual è? Sono due oggetti sono comunque che usiamo due cose che se io ti tolgo te diventi disabile, non riesci più a guidare, mentre io riesco a guidare comunque. Sono d'accordo con te quello che dici. E questo voglio far capire ai bambini che la disabilità dopo alla fine è una cosa che io posso essere più abile a fare certe cose, anche se sono seduto in sedia a rotelle, rispetto a qualcuno che non usa la sedia a rotelle e che non riesce a fare altre. Beh, forse prima io non te l'ho detto, ma tu hai visto una foto che è la foto di Fulvio Marotto, che è questo ragazzo, ascolta bene Federica, che non ha le gambe, che non ha le mani, non ha il naso, non ha la milza,
ed è l'unico al mondo che ha la patente di motocicletta. Però. Lui appunto, lui nuota, lui scia, te lo presenterò, lui fa parte della mostra perché è una persona che dà veramente speranza. Ecco, lui dice sempre che chi vuole, naturalmente bisogna vedere i casi, ma ci si può alzare dalla carrozzina, infatti certo. Lui si è alzato dalla carrozzina, lui faceva il carrozziere, Federica, e lui ha capito che doveva alzarsi e lui si è fatto le protesi, si fa lui le protesi e le tiene tutto il giorno, è l'unico che riesce a tenere le protesi tutto il giorno, fa le maratone, perciò è un personaggio che mi farà piacere farti conoscere perché dà, come dici tu, la speranza che c'è un futuro migliore per tutti, basta crederci. Pubblicità. Allora vediamo queste immagini per far capire la forza di vivere, la voglia di vivere. Ecco qua, questo è Fulvio che ti dicevo, Federica. Ecco, lui si mette le protesi, guarda, parte. Adesso va in monopattino. Come commenti questo? Cosa vorresti dire a Fulvio se ce l'avessi di fronte? Che è una forza della natura, cioè non c'è molto, cioè non saprei neanche che cosa dirgli. Guarda come scia Federica, questo è lui, guarda. Bravissimo, no? Non c'è niente da... Cioè, faccio una cosa io così, cioè cado di testa. Guarda cosa fa. Manuel, tu cosa vorresti dire a Fulvio? Che è tutte parole riduttive, ma è un esempio per chiunque, perché quello che stiamo vedendo adesso non è assolutamente la normalità, purtroppo. Fortunatamente c'è gente come Fulvio che la rende la normalità, perché per lui è tutto normale questo. È per noi che è qualcosa di eccezionale, ma per lui è tutto normale. E quindi complimenti a Fulvio. Io lo faccio vedere spesso perché penso che dia la forza a quelli che sono a casa depressi, avviliti, magari su un corpo sano, hai capito? Di rendersi conto, guarda cosa fa, cos'è la vita. Ecco, cosa vuol dire? È scioccata, sono scioccata no, anch'io. Veramente una roba, ma tutti quanti quando lo vedono, ecco, veramente rimangono allibiti, anche medici stessi che ho avuto qua ospiti che poi l'hanno conosciuto, che non credono a quello che vedono, perché è pure la voglia di vivere, la forza di vivere. Certo, è quello però che ti lo sport scatta. aiuta, Manuel, certo, perché guarda... perché questo è tutto sport, questo. Esatto. Alla fine abbiamo visto pattinare, kayak, sci, come hai detto anche maratone, è tutto sport, è questo. E se su questi video togli lo sport, purtroppo hai tolto il video. E questa è l'importanza appunto che ha lo sport. Noi qua in Italia siamo anche abbastanza fortunati, anche perché c'è, per esempio, prima si parlava anche di costi dello sport. C'è il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, che comunque aiuta a moltissime persone a conoscere anche questi esempi. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Senza gambe. Ogni tanto parte una gamba che dico Fulvio guarda che te che ha perso la gamba, va torla, sì dopo va torla. Cioè con lui è proprio una roba che dà solo forza di vivere, voglia di vivere anche a chi non ce l'ha, perché quando vedi queste cose qua sono veramente... Ecco, mi piacerebbe moltissimo conoscerlo, perché vedo che è un gran personaggio, insomma, che può solo ispirare cose positive. Nonni, guardate a casa, nonni, guardate, anche voi una volta vi porto in moto con Fulvio e vengo a prendere, vi faccio fare un giro in moto con Fulvio. Una botta di adrenalina numero 1, cosa dici Federica? Sì, bello molto spesso, dopo tanti, adesso non so se è il caso di Fulvio, però tanti si avvicinano a fare certe cose come la motocross, come pattinaggio, sci, dopo aver avuto il problema. Dopo? Ok, no prima.
vuol dire Anche che con la scatta riabilitazione qualcosa, addirittura con la riabilitazione si rendono conto veramente che c'è un altro mondo nello sport. Perché lo sport è la miglior cura e anche riabilitazione che si possa avere, perché anche noi nel parakarate in questo caso, quando cerchiamo di insegnare a fare una tecnica a un ragazzino che magari ha una difficoltà proprio nella coordinazione, lui sta facendo fisioterapia nel frattempo e sta facendo qualcosa che lo aiuterà non solo a chiudere una mano e stendere un braccio, ma magari a mangiare anche, a usare una forchetta. Quindi lo sport, come anche in questo caso per Fulvio, è una riabilitazione oltre che fisica, anche mentale. Anche mentale. Perché? Perché l'abbiamo visto correre, e me ne hai parlato anche te adesso, in macchina e tutto. È qualcosa che gli altri dopo guardano da fuori e dicono cavolo, che roba. Sì, ma lo puoi fare anche te. Sì, ma anche perché quando lui va in giro non è che non si fa notare, hai capito? Cioè lui proprio si fa notare, ha una macchina, vi farò vedere le foto della macchina, ha una macchina scappottata, verde pisello, ma di un verde che botte, con tutti i fiori grandi così dietro, dove sono i sedili posteriori, ed è la macchina più fotografata quando va a Jesolo durante la Movida. Sono tutti là che guardano sta macchina e si fanno fotografare con la macchina di Fulvio, perciò Fulvio inosservato mai. Cosa vuol dire trovare la forza di ritrovare la vita dopo una malattia importante, Manuel? Vuol dire, io per esempio nel mio caso, io pianto fino all'età di 30 anni praticamente. È una fase della vita che però non voglio rinnegare, anzi è quella che mi ha portato dopo a essere qua con voi. Dietro a un sorriso ci sono sempre 1000 lacrime. Ma cos'era che ti disturbava di più, che non accettavi? Cos'era? Non accettavo la mia malattia, la mia condizione, il fatto che sarei finito in sedia a rotelle e il fatto che non sarei più riuscito a fare tantissime cose, non sapendo tutto quello che in verità sarei riuscito a fare. E non dipende dalla sedia, dipendeva solo dalla mia testa, da come vedevo le cose. È tutto che parte dalla testa, dal Deve cervello. partire solo dalla testa. A me mi si è schiacciato un interruttore e mi si è acceso e ho messo da parte le cose che non potevo fare e che comunque piangendomi addosso non risolvevo. Assolutamente no. Quindi dico sempre, bisogna rompersi, ok? Perché non tutto è semplice, perché di sicuro Fulvio per imparare a sciare così sarà svolato e si sarà fatto male 1 miliardo di volte, però alla fine è là e di sicuro si è divertito anche mentre cadeva, si stava divertendo. Perché? Perché alla fine è quella la vita, è questo l'importante, non è tanto doversi alzare, programmare tutta la settimana, avere orari ben precisi e tutto, è anche il bello, è capovolgere le cose la situazione e vedere cosa ne viene fuori, scuotere le cose e vedere cosa ne viene fuori, che non sempre sono cose che possono diventare positive, magari anche negative, ok? E allora si cambia. Ma perché Manuel, poi lo chiedo anche a Federica, si fa così fatica, lo dico tante volte, voi lo sapete a casa, a fare squadra, a unire le forze, si tende sempre ad avere il proprio orticello, a curare il proprio orticello, faccio io, basta. Perché siamo così? Io dico sempre molto chiusi, molto centrati sulla propria visibilità, non la visibilità della squadra, diciamo. Perché probabilmente allora, a volte può entrare il fatto dell'invidia anche. Sì, sicuramente. Okay? Perché magari a qualcuno va sempre meglio, a qualcuno invece va sempre peggio, però magari dopo non si pensa perché gli va bene, perché lo sta facendo andare bene quella cosa, perché magari dalla mattina alla sera si fa un mazzo grande come una casa. Certo. Ok? Perché niente arriva per caso alla fine. E il fatto di guardarsi il proprio orticello purtroppo è quello che un po' ci insegna la vita fin da quando cominciamo a vivere. Il fatto di vedere conviene a me questo, allora lo faccio se conviene a me. Se conviene a qualcun altro non vedo perché dovrei farlo. E invece è proprio là il volontariato, perché funziona? Perché io quando do qualcosa a qualcun altro è ancora meglio che riceverla,
però lo devi provare questo. Sono d'accordo. Ed è giusto che i ragazzini, i giovani, come parlavamo prima, che possono andare in giro a imbrattare o a rompere i vetri delle macchine, imparino a dare qualcosa. Sì, ma basta andarli a prenderli, il problema è che nessuno va a prenderli o poco. Il problema è anche quello, perché a volte prenderli vuol dire crearsi un problema anche. Certo. Ci devi impegnare. Bisogna impegnarsi. Purtroppo funziona è così. Allora andiamo a vedere a Padova questo rinnovamento dei servizi sociali col PNRR. Andiamo a sentire. Grazie al PNRR siamo riusciti completamente a innovare il servizio, affiancando all'assistenza appunto domiciliare la cosiddetta assistenza condominiale. Abbiamo selezionato alcuni condomini del nostro territorio, abitati per lo più da persone anziane, che siamo riusciti a intercettare non semplicemente portando loro a domicilio quello di cui avevano bisogno, ma invitandoli ad uscire, a conoscere i propri vicini. Si sono così rinnovate delle relazioni che non si erano mai verificate all'interno di questi condomini. Si chiama progetto SAD, che sta per Servizio di Assistenza Domiciliare Condominiale, un progetto importante per i servizi sociali del Comune di Padova, un progetto che ha goduto dei fondi del PNRR per essere attivato e che ha permesso agli anziani residenti di superare l'isolamento e la solitudine sociale. Al di là della diffidenza iniziale, poi ci si inizia a conoscere e si trovano le affinità. Ad esempio è capitato in uno dei condomini qui a Padova che un ex insegnante turco di origini turche che aveva vissuto in Italia negli ultimi anni ha incontrato attraverso le nostre attività una persona padovana che in realtà però aveva vissuto per lavoro in Turchia per diversi anni. Nell'incontrarsi si sono aperti i cosiddetti cassetti della memoria e insieme poi hanno iniziato ad organizzare pranzi a tema di cucina turca, scambio un po' interculturale, anche poi invitando i vicini. E quello è stato uno dei momenti più emozionanti perché è andato al di là delle nostre attività. Il progetto ha garantito autonomia a molti anziani. Ora che il PNRR sta finendo, resta uno dei progetti che saranno riproposti. Abbiamo visto, toccato con mano come le persone, una volta incontrate, una volta messe nelle condizioni di integrare delle relazioni nella loro vita, migliorano e addirittura hanno dei miglioramenti anche da un punto di vista sociosanitario. Allora, cosa vuoi dire, Federica? Cos'è il sociale per te? Cosa vuol dire la parola inclusione? Cosa vuol dire integrazione? Prego, Federica. Beh, secondo me inclusione significa che devi includere tutti quanti, a prescindere di quanti anni hanno, come, perché. Sicuramente è una bella cosa che hanno fatto, soprattutto ad esempio in questo caso stiamo parlando degli anziani, che così almeno possono stare tutti insieme e non stare da soli a casa, che poi ovviamente si possono dare una mano a vicenda. Hai mai avuto la sensazione della paura della parola solitudine? Ogni tanto sì, una volta mi è successo sì, però diciamo che ovviamente succede a tutti. Succede a tutti, però è una brutta sensazione. Sì, di sentirsi solo, che non c'è nessuno. Sì, è una brutta. Perciò sono progetti molto validi. Sono validi, sì, almeno così si possono stare insieme, in compagnia. Manuel, cosa dici tu? Sì, sono importantissimi i progetti così, perché dopo il fatto che col passare degli anni, soprattutto come in questo caso si parlava di persone appunto anziane, sì. E ognuna di loro però ha una storia anche da raccontare, delle capacità da far vedere, magari dico io, quello che sa suonare il pianoforte magari anche, certo. E nessuno lo sa, e quindi magari creando queste opportunità, dando queste opportunità di conoscersi, come è successo anche a questo turco e questa persona italiana che ha lavorato in Turchia, sì, e dopo hanno iniziato a fare anche degli eventi culinari di cucina turca. È qualcosa che se non ci fosse stato questo progetto non sarebbe mai nato, e quindi vedi quante storie dopo si possono intrecciare. Il mondo è piccolo, però se
se si apre è piccolo. Ma come mai c'è così tanta violenza? Come la vedi tu, Manuel, questa violenza inaudita? Anzi, a proposito, vogliamo ricordare questa ragazza Elisa Campeol, che è stata uccisa 5 anni fa, vi ricordate, da quel pazzo? Lei stava prendendo il sole lungo il Piave. Andiamo a vedere il servizio, così ricordiamo anche questa bellissima Elisa Campeol. Coltiva bellezza nel cuore e lasciala fiorire nel mondo. Una frase che racchiude il dolore, ma anche la dolcezza di Elisa Campeol, la 35enne massacrata dal 40enne Fabrizio Biscaro il 23 giugno 2021. Sono trascorsi 5 anni da quella mattanza che sconvolse tutti. Il comune di Piave di Soligo, dove abitava la donna, ha voluto ricordarla al Parco del Donatore con un cuore fatto di fiori ed una targa con parole che impongono silenzio e riflessione. Parole suggerite dai genitori di Elisa, piegati da un dolore troppo grande che il tempo non può e non riesce a lenire. Rimane il sorriso disarmante di Elisa che amava la vita. Siamo qui per testimoniare la vicinanza, in questo caso a tutti i familiari, a tutte le donne e soprattutto a testimoniare che Piave di Soligo c'è nel ricordo. Una messa al Duomo per ricordare Elisa, una comunità che si unisce ancora una volta in un abbraccio immenso verso la famiglia per ricordare una loro concittadina strappata alla vita da una violenza che non può e non deve essere accettata. Era il 23 giugno 2021. Elisa aveva deciso di trascorrere qualche ora di relax e andare sul Piave a prendere il sole all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia. Ed è qui che inconsapevolmente la donna ha incontrato la furia omicida del suo assassino. Biscaro l'ha colta di sorpresa alle spalle e l'ha massacrata con 20 coltellate. Poi le ha tagliato una parte dell'orecchio sinistro. Ad assistere al massacro 2 persone, padre e figlio, la cui presenza ha messo in fuga il 40enne. Tardi per Elisa, morta sulle rive del Piave, vicino all'acqua del fiume sacro, dove voleva solo trascorrere una giornata di tranquillità. Elisa, scelta a caso dal suo killer. La Corte d'Appello di Venezia nel luglio 2025 ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per omicidio volontario nei confronti di Fabrizio Biscaro. La sentenza ha riconosciuto l'imputato capace di intendere e di volere al momento del fatto, capace di uccidere una donna senza una motivazione, una donna che non conosceva, ma solo per il gusto di uccidere. Elisa non verrà dimenticata, un cuore, una targa e il pensiero di quanti la conoscevano in questo parco che lei frequentava ed amava. Vedi Federica, perché ho fatto vedere questo servizio, ma anche per ricordare Elisa che stava prendendo il sole sul Piave, soprattutto l'importanza della sicurezza, la difesa personale. Chissà se magari Elisa sapeva fare magari una disciplina sportiva tipo il karate, tipo il judo, ma poteva difendersi, poteva scappare, però la sicurezza è fondamentale. Sì, sì. Cosa dici guardando questo servizio a proposito di sicurezza, ecco, anche con le arti marziali come donna? Beh, sicuramente se poteva sapere una disciplina marziale, probabilmente poteva forse salvarsi, questo non possiamo saperlo, però sicuramente la sicurezza deve essere vista bene, perché comunque ci sono persone, tipo, questo non ricordo come si chiama il signore, che Fulvio ha avuto un problema sicuramente, perché non puoi uccidere una persona così perché ti gira. Certo. Non è, secondo me, giusto. Ma questa persona era un pazzo comunque. Sì, sì. Questo era fuori di testa, però dobbiamo anche metterli nelle condizioni di non nuocere, perché ormai ce ne sono un po' troppi. Cosa dici Manuel? Perché va bene, ma li conosciamo e se hanno problemi vanno messi in sicurezza, e non possiamo uscire e avere questo problema qua perché troviamo il pazzo per strada. E non è mica l'unica. Elisa, prego. No, questo qua è un caso tremendo e anche, se posso dire, un po' eccezionale del fatto che questa persona poi è stata anche riconosciuta capace di intendere e di volere, quindi vuol dire che è qualcosa che non potevi prevedere, una cosa così. Di sicuro tanta violenza deriva dal fatto dall'ignoranza delle persone, dal fatto che, appunto, come avevamo detto, fin da piccoli hanno seguito un percorso
non omogeneo, non normale, e dopo magari possono venire fuori dei casi come questi che... Sì, ma non si può, allora rivediamo, perché veramente è un servizio che mi ha fatto veramente riflettere ieri, ma siamo proprio fuori di testa di questa donna che è stata aggredita, l'abbiamo fatto vedere anche prima, nella tangenziale perché non si metteva, ma questo non ha terminato, l'ha picchiata, andiamo a vedere. No, rivediamo questo servizio perché è veramente impressionante. Io come donna adesso ho paura, e se io mi fossi trovata su una strada magari di campagna, avessi preso un'altra strada, cosa avrebbe fatto? Mi avrebbe uccisa? Ha temuto di morire per le violenze verbali e fisiche subite una giovane professionista che stava iniziando la sua giornata lavorativa verso le 6:30 percorrendo un tratto della tangenziale di Treviso. Mi dovevo immettere sul tangenziale, ma non riuscivo in quanto arrivavano delle macchine e quindi io dovevo dare precedenza giustamente a queste macchine. E niente, praticamente succede che una macchina dietro di me inizia a suonare con insistenza perché voleva che io mi mettessi sulla tangenziale. Inutili sono stati i suoi gesti con l'invito ad avere pazienza. La scena, frequente soprattutto nelle ore di punta, diventa drammatica pochi attimi dopo, appena entrambi i veicoli riescono a immettersi nel traffico. E lui si è affiancato sulla carreggiata di sorpasso, sulla sinistra, però non mi sorpassava, ma tendenzialmente con la sua macchina cercava di venirmi addosso, facendomi dei gesti, dicendomi robe, e io per non prenderlo, cioè per fare in modo che lui non venisse su di me con la macchina, mi sono spostata varie volte sul guardrail praticamente, però sì, andando anche un po' fuori strada. In sostanza poi riesce a tagliarmi la strada, ovvero sorpassarmi, inchioda, freno anch'io. È qui che scatta una violenza insensata da parte di un uomo sulla cinquantina. Inveisce verso il mio veicolo, non riesco a chiudere il finestrino e qua praticamente in sostanza mi tira i capelli, mi sputa e mi prende a schiaffi. Mi ha colpita sul viso, cioè perché mi ha preso i capelli inizialmente. Poi ha cercato di darmi, cioè mi ha dato uno schiaffo. Io cercavo con le mani di difendermi per quello che potevo e poi mi ha iniziato a sputare. La donna rimane sotto shock per diversi minuti prima di riuscire ad arrivare al pronto soccorso del Cafoncello, dove viene curata con una prognosi di 7 giorni. All'aggressione hanno assistito in tanti, ma nessuno si è fermato. No, nessuno. Suonavano e basta. Una denuncia è stata presentata alla polizia, che ora verificherà le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire alla responsabile. Abbiamo Giorgio da Venezia in linea. Ciao Giorgio. Pronto? Sì, prego Giorgio. Mi chiamo Giorgio Tomasino, ho avuto il piacere già di parlare con lei, ho 92 anni e sono sempre agitato perché non riesco a capire in che mondo viviamo. Sì. L'altra volta le avevo chiesto alla sua, facendo parte della sua cultura, il termine di colono, mi ricordo io. Infatti mi ha spiegato tutto quanto in una maniera meravigliosa. Ora, invece che alla sua cultura, mi rivolgo alla sua sensibilità indiscussa, no? Vorrei sapere, al posto di colono, cosa si può mettere come aggettivo a chi invade il terreno, uccide la gente, porta via la casa e il terreno. Può rispondermi, grazie. Ma ti avevo già risposto con una parola anche un po' forte, perché cosa vuoi dire a uno che fa una cosa del genere? Ho capito io, ma non posso usare la parola che mi verrebbe da dire. Ecco, diciamo Federica, ecco, vediamo tu se sei, perché la Mirella sarebbe molto dura con la parola. Uno che si comporta male, diciamo così, come lo chiameresti? È una brutta persona, cioè, non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire. Tu Manuel, un aggettivo per descrivere una brutta persona? Una brutta persona? Un inetto. Un incompreso. Un incompreso.
Io intanto ringrazio Giorgio per la telefonata, perché mi fa piacere ricevere le telefonate di questa persona, 92 anni, perciò grazie veramente Giorgio, quando vuoi chiamami, che io cerco, sai che io sono conduttrice, non posso usare certe parole anche se mi verrebbero da usare in base a quello che hai detto tu, perché si capisce bene dove volevi parare. Comunque grazie della telefonata. Allora, ormai siamo quasi in chiusura, Federica. Intanto vi ringrazio di essere stati qui, mi ha fatto veramente piacere, ma soprattutto per dare valore a queste medaglie. Noi dobbiamo veramente imparare a supportare con tutto quello che possiamo queste figure, perché loro ce la mettono veramente tutta per fare grande anche il nostro paese, che è l'Italia, vero Federica? Sì. Perché sì, le ha vinte Federica, ma le ha vinte l'Italia e non è una cosa da poco. Cosa vorresti dire a quelli che ancora non capiscono cosa vuol dire l'amor patrio, diciamo? Beh, sicuramente, semplice, quando siamo in gara, cioè, io una cosa che ho detto ai miei compagni, faccio questa medaglia, non l'ho vinta solo io, ma l'abbiamo vinta insieme, perché siamo tutti là in quel momento che stiamo gareggiando, cioè tutti insieme no, perché ovviamente poi ci sono le categorie diverse, però rifaccio questa medaglia, comunque l'abbiamo vinta tutti insieme. Hai detto tu questo ai tuoi, sì, avete capito? Ai miei compagni di squadra. L'hai condivisa con loro? Sì. E loro cosa hanno detto? Beh, loro sono stati molto contenti, perché comunque adesso abbiamo anche Mattia Lesina, che è 4 volte campione europeo, campione del mondo, e lui ogni volta condivide le medaglie con noi sempre, quindi è fondamentale. È fondamentale, sì. Manuel, allora anche tu cosa vuoi dire? Ecco, a proposito di amor patrio, perché appunto l'Italia che con le vostre medaglie molto importanti fate veramente elevare alta. Sì, che appunto questa è la dimostrazione che l'Italia non è solo calcio, anche perché se vogliamo parlare di calcio è da stendere un velo pietoso purtroppo. Siamo ricchi di atleti di tutte le discipline, sia poi disabili, normodotati, ma siamo bravissimi in tantissimi sport. Il mio invito è quello di arricchire ancora di più, però abbiamo bisogno degli atleti, quindi uscite di casa, iscrivetevi e iniziate a fare sport, perché è solo vita sport, quindi dico sempre, date sempre il massimo e che i risultati, dopo che siano medaglie o che siano soddisfazioni anche personali, arriveranno comunque. Senti Federica, siccome ci sono tanti nonni che ti stanno guardando, salutiamo i nonni, perché prima abbiamo salutato la mamma, salutiamo i nonni. Federica, cosa dice? Cosa vuoi dire a sti nonni? Dai. Non so. No. Che gli vuoi bene? Diciamo? Sì. Dai, diglielo, dai. Ciao, vi voglio bene. Ciao nonni, anche noi vi vogliamo tanto bene. Grazie a questi graditissimi ospiti. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao, grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo in un paese vicino a Treviso e stiamo incontrando Mariangela e Tania. Tania mi ha telefonato, io l'avevo già avuto il sentore tempo fa, circa un anno fa che le cose non andavano, e quando mi ha chiamato per dirmi quello che stava succedendo, ho detto no, vieni via, vieni a casa mia, vieni da me. In qualche maniera faremo come ho sempre fatto. Tu non hai soldi, hai detto Mirella, non ce la faccio, sei dietro dei mesi di affitto, perciò rischi anche lo sfratto, però non si può lasciare una figlia in strada. No, non ci mancherebbe. Sentite? Beh, mia mamma penso che sia una delle migliori donne, se non a meglio, perché a me c'è in casa senza dire né A, né B, né C, vieni qua, ha detto, nella situazione che ero purtroppo. E tu non lavori? Non lavoro, niente, non lavoravo prima, non lavoro adesso e nonostante tutto a me c'è in casa e con tutti i pro e tutti i contro. Io quando sono il mercoledì al Banco Solidale vedo le nostre famiglie venete che non arrivano, che non arriva nessuno, io poi le chiamo per vedere cosa è successo e se è il caso tramite i volontari portiamo loro la borsa della spesa, perché magari non hanno i soldi per prendere l'autobus, non hanno il mezzo, perché bisogna capire anche quello. E infatti ho chiamato Mariangela e Mariangela mi ha detto guarda, né io né mia figlia riusciamo a venirci a prendere la borsa e non abbiamo un centesimo in tasca.
E cosa dovevo fare? Allora oggi siamo qua, ma ho sentito Mariangela molto raffreddata, molto chiusa, ho detto le medicine, cosa vuoi che faccia Mirella? Così si va avanti. E allora noi oggi siamo arrivati, Mariangela. Come vedi ti ho portato una bella borsa, così vai avanti un pezzetto. E questo è l'assegno dei telespettatori di Rete Veneta. Questa mamma, così brava. Mariangela, cosa dici? Non ho parole. Volevo ringraziare Benti prima di tutti e tutti i telespettatori di Rete Veneta che ogni volta che parlo con qualcuno che trovo sempre dei nuovi. Sarà per quello che sei dall'Auditel, penso. Comunque grazie mille Mirella, te mi tiri al cuore. Io non ho parole perché si merita tutti, mia mamma, per tutto quello che ha fatto per mia sorella, per me Nevola, per tutti. Quindi ti meriti tutti e anche da parte mia. Sei contenta mamma? Hai sentito sta figlia cosa ti ha detto? Sono senza parole. Ti mi ha sempre senza parole, ti e tutti quelli che stanno attorno, i nostri datori.